Buongiorno, buon martedì, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Arturo Governa di Azione e Stefano Bernobic della Lega. Se vorrete dialogare con loro potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail al nostro consueto indirizzo svegliatrieste@tele4.it. Iniziamo subito dalle previsioni del tempo, vediamo com'è la situazione sulla nostra regione secondo l'Osmer ARPA regionale. Allora, la situazione generale vede tutta la settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone subtropicale che porterà tempo stabile e temperature in progressivo aumento. Il caldo sarà secco a inizio settimana, mentre verso fine settimana diventerà più afoso. Quindi oggi, martedì 10 giugno, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana, poco nuvoloso, di notte al mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla pianura più orientale, temperature massime in aumento. Mercoledì 11, domani, su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana da sereno a poco nuvoloso, nel pomeriggio soffieranno venti di brezza, temperature massime in aumento con valori elevati in pianura. Giovedì 12, cielo in prevalenza sereno, sulla costa al mattino soffierà bora, specie a Trieste, dove sarà moderata. Al pomeriggio il vento ruoterà a brezza, farà caldo con temperature elevate di giorno in pianura e di notte sulla costa. Questa è la situazione, il quadro del meteo per queste giornate sulla nostra regione. Allora andiamo subito a vedere i giornali di oggi, a cominciare dal Piccolo di Trieste. Vediamo che un po' tutti i giornali si occupano del referendum. Flop referendum, affluenza il 30%, regione sotto la media nazionale. Il governo esulta, Landini, CGIL, messa in gioco la democrazia, non mi dimetto. Sbagliato fare consultazioni su tematiche legate al lavoro, dice il politologo Feltrin in questa analisi, ma vedremo anche gli altri giornali sullo stesso tema. Mentre per quanto riguarda Trieste, Palazzo ex FS, nuovo stop. La proprietà austriaca rimette sul mercato l'edificio per il quale aveva progettato hotel, negozi e alloggi. PVV Investments, saliti i costi, non ci hanno permesso di procedere col piano originario, se non troveremo acquirenti andremo avanti. Quindi l'ex Palazzo delle Ferrovie di Piazza Vittorio Veneto torna sul mercato. Gli austriaci della PVV Investments dopo 5 anni cercano un acquirente per l'immobile e il progetto approvato per l'albergo, negozi e appartamenti. Il business plan è cambiato, dice Ivan Holler, precisando che se non trovassimo un acquirente cercheremo di portare avanti noi l'investimento. Trovato in casa, morto da giorni, l'ipotesi dell'overdose, successo ieri pomeriggio, poi parcheggi a Sistiana, sfida sullo sconto ai residenti. Stabilimento San Rocco, nuovo gestore, apertura rinviata. Vediamo ancora le crisi internazionali, Trump assedia Los Angeles, disordini anche a San Francisco, scontri sull'immigrazione. Vediamo, tornando a Trieste, attivate 12 fermate in zone in precedenza non coperte dal trasporto pubblico. Borgo San Sergio al suo autobus arriva la linea 41. Dopo il sondaggio NEM, il dibattito dei pro e contro, esercenti e albergatori, cabinovia ok per il turismo, dicono. Aquileia rinasce il foro romano, lo vediamo in questo box archeologia, il restauro. Andiamo a vedere la pagina di Gorizia Monfalcone, la prima pagina dell'edizione di Gorizia Monfalcone, dove si parla della sanità, cardiologia, 6.000 firme per quanto riguarda Gorizia. Il comune di Gorizia avvisa la regione, nessuna ragione tecnica per lo spostamento a Monfalcone. Consegnata al sindaco la petizione Gorizia in pressing per difendere il reparto. Ancora Parco del Carso, gestito da privati, le opposizioni vanno all'attacco. Polizia locale e questura, scatta il patto antitruffe nel Monfalconese e poi attraversamenti in sicurezza davanti a Re di Puglia. Poi ancora i ragazzi dell'Enfap disegnano barche e il loro futuro, giovani davanti agli schermi del computer, sogni e aspirazioni degli iscritti al corso di tecniche di costruzioni navali, un viaggio del piccolo all'interno appunto delle scuole di formazione dell'Isontino. Trieste, Grado, collegamento via mare ancora al palo, trasporto
trasporto pubblico estivo. La barca destinata a viaggiare in estate lungo la linea marittima Trieste-Grado è ancora all'ormeggio, la vediamo proprio qui in questa foto. Andiamo a vedere gli altri quotidiani, le prime pagine, poi torneremo naturalmente sul piccolo. Corriere della Sera, referendum, al voto solo il 30%, il centrodestra, governo più forte, Schlein, ne riparliamo alle politiche. Il caso cittadinanza, 1 su 3 per il no. Alle urne in 14 milioni, quorum lontanissimo, i riformisti PD, regalo alla Premier, la russa, odio contro di me, ballottaggi, Taranto al centro-sinistra. Vediamo anche qui la protesta a Los Angeles, California, Trump sfida il governatore e poi aveva 86 anni, addio a Forsyth, il re delle spy story, lo scrittore. Vediamo qui in centropagina anche commenti, Landini ammette la non vittoria, lasciare mai, lavoro, i veri temi sacrificati sull'altare Jobs Act, dalla sicurezza ai salari, l'asticella Dem e quei numeri sui nuovi italiani e poi le sfide di Meloni, gli errori degli avversari. Si torna anche sul caso di Garlasco, nella villa con droni e laser, indagini e polemica, il delitto, il RIS dai poggi, legali divisi. La piccola soffocata, la madre i tatuaggi, appello per l'identità, è successo a Roma, il mistero di Villa Panfili. Ancora invece in centropagina lo sport, l'Italia fatica ma vince, si chiude l'era Spalletti, la Moldova battuta 2-0, in arrivo Ranieri. Vediamo la Repubblica, il referendum fallisce ma la sfida continua, l'affluenza si ferma al 30,6%, i 5 quesiti non raggiungono il quorum, la cittadinanza è un caso, i no al 34,5%, Landini non mi dimetto, i riformisti Dem critici, la maggioranza esulta, la russa elettori schifati. Schlein, ripartiamo da piazza e voto, pronta l'alternativa. Quegli errori da non ripetere è invece il commento di Tito Boeri. Taranto al centro-sinistra, Matera vince la destra, Paragon accusa l'Italia per i giornalisti spiati. Ancora, California cresce la rivolta, Trump arrestare tutti. E poi battuta la Moldova, soffrendo, Spalletti saluta, squadra sfinita. Anche qui Garlasco, i RIS nella Villa dei Poggi con laser e droni. La Stampa, lontani dal quorum, lite sui 14 milioni di voti, referendum, l'affluenza si ferma al 30%, Landini, non lascio, c'è una crisi democratica, la russa, elettori schifati, Schlein, Meloni, premier con meno preferenze. Giornalisti spiati, il caso scontro tra servizi e Paragon. Le verità nascoste in casa Poggi che laser e droni possono svelare, il giallo di Garlasco. Brucia l'America di Trump, immigrati, si allarga la rivolta, i soldati a Los Angeles, arrestate chi si copre il volto. Newsom, l'anti-Donald, a chi serve l'arresto di Greta, e lo vedremo anche su altri giornali. L'ultima offesa, la donna uccisa, funerale in chiesa col marito killer a Bergamo. Ancora il Fatto Quotidiano, Paragon, il governo non vuole sapere, l'azienda israeliana accusa, poi ballottaggi comunali, Taranto a sinistra, Matera a destra e Nuoro in bilico, chi non si arma guadagna, il BTP piace ai mercati, zero debiti, spread giù e poi votano in pochi, quindi vincono tutti. Questa è l'analisi insomma del Fatto Quotidiano che parla di referendum flop, affluenza al 30,5%, secondo peggior risultato di sempre. Il Giornale, umiliati e contenti, vediamo qui sul Giornale, affluenza al 30%, quesiti flop, lo schiaffo a PD e CGIL fa esplodere il campo largo, Maelli esulta, presi più voti di Meloni, Landini evoca la crisi democratica, la soddisfazione della Premier, il governo oggi è più forte. E sulla cittadinanza facile la botta è doppia, no al 35%. Quei VIP Remida al contrario sposano sempre la causa persa, è l'analisi del Giornale. Ancora vediamo il caso di Greta Thunberg, Greta arrestata e rispedita a casa, vedrà i video del 7 ottobre sulla nave diretta a Gaza. E poi Garlasco, droni nella villa, l'ira dei Poggi. Vediamo ancora qui Libero, sconfitti e contenti, anche qui un titolo dello stesso tenore, l'affluenza al referendum è
del 28% sotto l'obiettivo minimo stabilito da PD e 5 Stelle, che però festeggiano la pioggia di voti. Se va bene a loro, allora pure a sinistra tanti no alle cittadinanze facili, le consultazioni flop costate 350 milioni, cambiare le regole è il commento. Ancora, riformisti in rivolta e ora tra Elli e i suoi volano le coltellate. Landini è il simbolo del declino della CGIL, storia e agonia del sindacato. Anche qui, ecco, la Moldavia finisce 2-0, Ranieri in azzurro e l'ultima spiaggia. E poi i video su Hamas mi rapiscono, Greta arrestata viene rieducata dagli israeliani. Il Sole 24 Ore, lo spread scende fino a quota 90, Israele sequestra la nave degli aiuti per Gaza con Greta Thunberg, rotte aumentare del 400% la capacità di difesa aerea NATO, dice il segretario generale. Vediamo ancora la salute, per Salute 24 in Montana, ricerca senza limiti per le cure sulla longevità. E ancora dazi, al via i negoziati USA-Cina, primo vero scoglio, le terre rare. Domani il referendum, delusione a sinistra, ma in 14 milioni avvertono Meloni. I sì oltre l'80% sui quesiti sul lavoro, il no alla cittadinanza più facile al 35%. La consultazione fallita, alle urne poco più del 30%, Landini in Italia crisi democratica. Elly Schlein più voti di quanto ha preso la Premier, il PD si divide, Ignazio La Russa l'odio non paga. Gaza, Netanyahu fa arrestare Thunberg, l'IDF abborda la nave con gli aiuti per la striscia. Allora, queste le notizie principali sui quotidiani in edicola oggi, ma torniamo sul piccolo per vedere le notizie più vicine a noi. Ci sono naturalmente in primo piano, come su tutti i quotidiani, i risultati della consultazione. Il referendum è un flop, affluenza ferma al 30,6%, esulta il centrodestra, il quorum resta un miraggio, a quello sulla cittadinanza 1 su 3 vota no. La Russa, elettori schifati dagli insulti, Conte, rispetto per chi ha votato. E qui vediamo tutti gli specchietti con i risultati sicuramente deludenti per quanto riguarda i 5 quesiti dei referendum. Per Meloni il governo è più forte, un'alternativa a noi non esiste, dice, sospiro di sollievo. Poi ancora Schlein rivendica 14 milioni di voti e promette battaglia alle politiche. A sinistra resiste la linea del campo largo, ma ci sono tensioni nel Partito Democratico. Per la minoranza era una sfida persa in partenza. Landini ammette il KO, ma si riparta da qui. Il segretario non lascio, dice. E qui troviamo tutti i risultati. Il nord-est diserta le urne, 3 elettori su 4 sono rimasti a casa, il no sulla cittadinanza al 40%. Questa è l'analisi del voto qui a nord-est. Anche noi abbiamo realizzato ieri un servizio sui risultati a caldo dei referendum, ieri a conteggi ancora aperti. Forse possiamo rivedere insieme appunto il nostro servizio relativo proprio ai risultati deludenti dei referendum. Vediamo. Ai referendum vince l'astensione, l'affluenza a livello nazionale si ferma poco sopra il 30%, molto lontana dal quorum del 50% più 1. Affluenza ancora più bassa in Friuli Venezia Giulia, quinta tra le regioni in cui si è votato di meno, con una percentuale poco sotto il 28%. Peggio di noi solo Sardegna, Veneto, Calabria e Sicilia e la maglia nera Trentino Alto Adige. Tra le province regionali Gorizia ha superato il 30%, seguono nell'ordine Trieste, Pordenone e Udine. Si votava su 5 quesiti, 4 sul lavoro proposti dalla CGIL e 1 sulla cittadinanza agli stranieri. In quest'ultimo caso i sì si sono fermati a una percentuale molto più bassa rispetto agli altri quesiti. E mentre a livello nazionale la CGIL ammette la sconfitta con il segretario Landini, a livello locale tra le prime reazioni ci sono quelle dei segretari regionali di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, che parla di buco nell'acqua da parte dei promotori che hanno speculato su paure inesistenti, e del Partito Democratico Caterina Conti, secondo la quale il presidente Fedriga e la destra vivono in un mondo al contrario, criminalizzando chi è andato a votare e applaudendo chi non ci è andato. Questo invece è il commento del presidente della regione. I cittadini avevano 3 scelte, nel referendum avevano 3 scelte: votare sì, votare no, astenersi, che è una scelta
che purtroppo, visto, è stata criminalizzata quasi dalla sinistra, è qualcosa di assurdo, perché la stessa sinistra in altri referendum ha detto di astenersi, legittimamente l'aveva detto, non si capisce perché oggi invece sembra un antidemocratico chi decide liberamente di astenersi. L'astensione nei referendum è un'opzione che evidentemente la maggioranza dei cittadini sta utilizzando. Allora, torniamo sui risultati del referendum, ancora sul giornale, sul piccolo, un insuccesso clamoroso, dice il politologo Paolo Feltrin, sbagliato votare su questi temi, è ridicolo, dice, cercare qualcosa di positivo, mentre Giovanni Diamanti di Quorum Youth Trend, con tutti i sindacati sarebbe stato diverso, forse un esito differente col quesito sull'autonomia. Queste le ipotesi, gli scenari. Qui vediamo anche appunto le tre opzioni di cui ci ha appena parlato il presidente Fedriga, e anche il flop evidente nelle parole di Rizzetto, le scelte e l'allarme. C'è anche l'impegno serio di Sandra Savino, sottosegretaria al MEF, dice servono percorsi che valorizzino integrazione reale e senso di appartenenza, in particolare sul referendum per quanto riguarda la cittadinanza. Ripartire da qui, dice Michele Piga, questa non è una vittoria, il nostro obiettivo era quello di cancellare leggi balorde e inique sul lavoro, ma tante persone che sono andate al voto, più di 14 milioni, indicano che stiamo andando nella direzione giusta. Oltre il 30% d'affluenza, solamente l'Isontino, Sappada, Fanalino di coda. Questi dati proprio zona per zona nella nostra regione. Temi al centro, dice Deborah Serracchiani, il referendum ha avuto il merito di mettere al centro del dibattito politico i temi sociali, e anche qui le conseguenze abbiamo già sentito nel commento di Caterina Conti. Fedriga, le regioni sono in scadenza, sul terzo mandato bisogna fare presto. Meloni avrebbe detto a Zaia che la scelta spetta a Salvini, ma il segretario sembra tergiversare ai tavoli di centrodestra. Anche noi ieri abbiamo sentito il presidente della regione Massimiliano Fedriga proprio sul tema del terzo mandato, ma non solo, anche sul tema delle tante risse che in questo periodo si verificano nella nostra città a Trieste, e poi anche sulla questione dello stallo che potrebbe portare al commissariamento del porto. Allora rivediamo insieme il servizio l'intervista. Presidente, risse sempre più frequenti qui a Trieste, serve una stretta? Serve una stretta e serve una prevenzione. Io penso che entrambi noi dobbiamo usare una parte repressiva fondamentale, ma anche una parte preventiva. Non a caso noi stiamo proprio operando con uno studio specifico che deve essere disponibile, già partito qualche mese addietro, per cercare anche di intercettare questi disagi sociali che si manifestano in situazioni delinquenziali. Ovviamente chi commette un atto criminale deve essere perseguito, sia ben chiaro, non esistono giustificazioni, è tanto vero che dobbiamo cercare anche di prevenirli, e quindi su questo come istituzioni, per quanto ci compete ovviamente limitatamente, perché la Regione, come sapete, non gestisce forze dell'ordine o d'altro, però cerchiamo di fare la nostra parte. Questo è l'impegno della Regione sul problema delle violenze, delle risse che in questi giorni stanno occupando le cronache cittadine a Trieste. Il presidente Fedriga interviene poi sulla paralisi istituzionale che sta bloccando le nomine ai vertici dei porti in Italia, Trieste e Monfalcone compresi. Uno scontro politico in seno alla maggioranza, nonostante il via libera dato da tempo da parte regionale al nome di Antonio Gurrieri. Io spero che il Parlamento decida velocemente. Come sapete io ho dato l'intesa alla proposta arrivata dal Ministero delle Infrastrutture, dal Ministro Salvini, e mi auguro si possa procedere velocemente, perché è importante ovviamente rendere il porto il prima possibile totalmente operativo, perché è un asset non di Trieste o di Friuli Giulia, ma un asset nazionale ed europeo fondamentale. E sulla mossa di Fratelli d'Italia che riapre la partita del terzo mandato per i governatori delle regioni, Fedriga commenta. Ringrazio ovviamente della disponibilità ad accogliere quanto chiesto dalla conferenza delle regioni all'unanimità, cioè un approfondimento sul limite dei mandati. Su questo ho dato disponibilità al governo a un confronto anche immediato. Come sapete la mia posizione è molto chiara. Da questo punto di vista, se la maggioranza e il governo vorrà discuterne, siamo disponibili anche per spiegare le nostre ragioni, che penso rappresentino la volontà dei cittadini che semplicemente chiediamo possano scegliere.
Allora, queste le parole del Presidente Fedriga. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione oggi in città per quanto riguarda il traffico e non solo, anche gli interventi, se ci sono stati per la Bora. Lo facciamo con l'assistente scelto della Polizia Locale, Marco Cernecca. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora iniziamo appunto con l'ultima parte che appena citato. Non ci sono stati interventi inerenti a fatti con la Bora, quindi per cadute o per quant'altro. La serata e la notte sono passate abbastanza tranquille, ci sono state solo alcune richieste per interventi inerenti a soste irregolari, non si è registrato nessun incidente. Al momento il traffico è scarso, comunque in aumento sulla rete stradale, nessun sinistro neanche adesso, quindi in atto, e nessuna segnalazione di rallentamenti o quant'altro. Sempre connessa alla situazione della viabilità, ricordo che la zona del parcheggio sulle rive da via Mercato Vecchio e fino nei pressi dell'Acquario sono interdetti per la presenza della nave da crociera. Certo. Ricordo oggi per la manifestazione prevista per il 12 giugno in Piazza Unità sono previste delle prove nella medesima località. A causa di ciò sono in vigore dei divieti di sosta con rimozione in via Mercato Vecchio. Una nostra pattuglia sarà in loco per sgomberi e viabilità. Per conoscenza, in campo San Giacomo sia in mattinata che in serata sono previste 2 deposizioni corona presso la targa commemorativa in ricordo del bombardamento del 10 giugno e non dovrebbero incidere comunque sulla viabilità veicolare ordinaria. Una cosa da ricordare: questa notte è prevista la chiusura della galleria di San Vito dalle ore 22 fino alle 5 di domani mattina per consentire i lavori di manutenzione. Tale chiusura è prevista anche nelle prossime notti e si protrarrà fino al 13 giugno. Benissimo. Ancora una segnalazione: in continuazione con i lavori eseguiti nei giorni scorsi sono presenti ed attivi dei cartelli di divieto di sosta e rimozione in piazzale 11 settembre per rifacimento segnaletica orizzontale. Ecco, altre cose non avrei da ricordare, per cui vi ritornerei la linea augurando una buona giornata. Grazie, buona giornata anche a lei e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie, altrettanto. Grazie. Allora noi andiamo avanti. Diceva appunto l'assistente scelto che non ci sono stati interventi per la Bora questa mattina o questa notte, però nella mattinata invece di ieri sono stati tanti gli interventi, in particolare da parte dei Vigili del Fuoco, ma non solo, insomma sempre assistiti anche dalla Polizia Locale per alberi caduti. Quello più importante si è verificato in via Sette Fontane. Allora rivediamo insieme il servizio. Intervento in forze dei pompieri alle 7 del mattino in via Sette Fontane. Le forti raffiche di Bora che stanno imperversando dalla notte su Trieste hanno spezzato diversi rami di alcuni alberi dal lato del muraglione sottostante gli ex capannoni della fiera. I grossi tronconi sono finiti per gravare sulle auto in sosta, fortunatamente non staccandosi del tutto dalla pianta principale e dunque non danneggiando pesantemente i veicoli parcheggiati. Molti di questi peraltro sono stati rimossi dai legittimi proprietari che risiedono nelle vicinanze, che uscivano di casa proprio durante l'intervento dei Vigili del Fuoco per recarsi al lavoro. L'intervento con l'autoscala ha reso necessaria la chiusura della via Sette Fontane all'altezza dell'incrocio con via Pollaiuolo e del noto supermercato per oltre un'ora, ma sono stati diversi gli interventi dei pompieri in tutta la giornata per segnalazioni di altre alberature divelte, cornicioni pericolanti e aree di cantiere con recinzioni a rischio. Una giornata di vento che dovrebbe spirare anche domani, ma in modo più moderato, che sta rinviando nel capoluogo giuliano l'ondata di caldo africano attesa per il fine settimana.
Questa è dunque la situazione della giornata di ieri, infatti si sono verificate anche le stesse condizioni per la giornata di oggi, ma con bora più moderata, come giustamente ha detto Marco Stabile del servizio. Allora andiamo a leggere la pagina del Piccolo della cronaca di Trieste, c'è l'approfondimento, la notizia sul palazzo storico delle ex ferrovie. Gli austriaci lo rimettono in vendita. L'immobile di Piazza Vittorio Veneto, acquistato nel 2020 dalla PVV Investments per 10 milioni, l'imprenditore Holler dice costi più alti e progetto cambiato, ma se non c'è un acquirente andiamo comunque avanti. Questo ha detto a Laura Toner in questo articolo. Qui vediamo anche alcune immagini delle prospettive della facciata principale e poi degli interni del palazzo. Andiamo ancora avanti, l'architetto che firmò il progetto si compra la villa di Miramare. Il professionista ha stretto un legame con la città e verrà ad abitarci. Qui vediamo l'architetto Luciano Parenti. C'è un filo sottile che unisce il progetto di recupero dell'ex palazzo delle ferrovie e la villa privata che si trova alle porte del parco di Miramare. La 41 arriva a Borgo San Sergio, attivate le 12 nuove fermate. L'autobus percorre alcune aree del rione mai coperte dai mezzi pubblici. Il percorso adesso interessa anche la zona più a est del comune di San Dorligo. Era questa una realizzazione che si chiedeva da tempo anche da parte dei nostri telespettatori, più volte ce l'avevano segnalato. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Non è facile fare questo collegamento perché la 41 è una linea che serve una zona molto ampia, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Dopo un anno e mezzo di lavoro, con il progetto già avviato in via sperimentale nel corso dell'anno, la linea 41 della Trieste Trasporti da oggi garantisce la copertura di un'ampia area molto abitata di Borgo San Sergio, un servizio fortemente richiesto dalla cittadinanza che ora può contare sul collegamento con altre zone di Trieste e della provincia. Un ampio territorio di questo borgo finalmente coperto da 12 nuove fermate, 5 in andata e 7 in ritorno, che prima non c'erano mai state. Il nuovo assetto feriale della linea 41 garantisce l'interscambio con altri bus fra Borgo San Sergio e Valmaura, 7 le corse dirette da e per la stazione dei treni di Trieste. Su richiesta del comune di Dolina, la corsa in partenza da Trieste alle 13 è stata spostata alle 14:15 per rispondere alle esigenze degli studenti. Confermate le corse da e per Ospo e Caresana e capolinea fissato a Valmaura, con possibilità di scambio diretto con le linee 8 e 10. Nei fine settimana e nei giorni festivi la linea 41 è stata riorganizzata per garantire più copertura agli abitati periferici. Il passaggio per Borgo San Sergio non è previsto, così da rendere più diretta la tratta principale. Per Dolina e Bagnoli le frequenze sono state aumentate da 90 a 45 minuti, con raddoppio delle corse complessive. È stata reintrodotta la linea 40 per i giorni festivi, assicurando un collegamento diretto fra l'area servita e la stazione ferroviaria, e il capolinea della 41 rimane a Valmaura. Una missione questa partita anni fa, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. Entrando in comune, la prima mozione che ho fatto è andata finalmente a buon fine, ripeto, 8 anni. Questa dal mio punto di vista è un'opera sociale che ha una grande importanza sul territorio. Io sono nativo di qua, quindi conoscevo già queste problematiche. Già dagli anni 70 i residenti chiedevano. Per fortuna insomma, siamo arrivati. Non sono un politico, sono un semplice portavoce dei miei compaesani. Questa è una cosa veramente che serviva a Borgo, veramente eccezionale oggi. Grazie a tutti. E per una realizzazione che va a buon fine, un'altra invece che aspetta ancora, lo vediamo sempre nella stessa pagina del Piccolo, la linea marittima estiva Trieste-Grado, l'armatore aspetta tutti i permessi. Qui vediamo la motonave Nereo, sormeggiata a Palazzolo dello Stella, la barca destinata a viaggiare lungo la linea marittima estiva Trieste-Grado è ancora all'ormeggio, l'auspicio era che partisse oggi, così invece non è e al momento non è ancora dato sapere quanto ci vorrà. La parte tecnico-burocratica di verifica e autorizzazioni infatti non è ancora completata. È logico ed evidente che dopo quanto accaduto lo scorso anno, il semi-affondamento dell'Audace, le autorità preposte al rilascio di questa autorizzazione vadano con i piedi di piombo. Trattandosi poi di una nuova motonave, gli accertamenti finiscono per essere per forza di cose ancora maggiori. Una prima certificazione c'è già stata, ma sono ore decisive anche per un ulteriore nulla osta del RINA sulla stabilità
della motonave. Poi il nulla osta passerà alla Capitaneria di Porto, una novità non prevista in precedenza. È necessario che l'armatore presenti anche un piano dettagliato per lo stoccaggio delle biciclette a bordo. Non è insomma possibile sapere quanti giorni passeranno prima che la Nereos, questo è il nome della nuova motonave di proprietà della compagnia di navigazione Navisarda, che si trova all'ormeggio a Palazzolo dello Stella, possa prendere il mare fra Trieste e Grado. Quindi questo è lo stallo in cui si trova questo bel servizio, che però l'anno scorso è stato particolarmente sfortunato. Allora ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria e riprendiamo la nostra rassegna stampa subito dopo, a fra poco. Bentornati in diretta ancora con la nostra rassegna stampa 7:34 del mattino. Allora andiamo a vedere nuovamente sul piccolo, nelle pagine della cronaca di Trieste, il tema cabinovia che sta facendo molto discutere, poi rivedremo anche i nostri servizi. Vediamo che c'è un approfondimento dopo il sondaggio, le categorie tra pro e contro, bene per il turismo ma si pensi ai servizi, il no dei sindacati, insomma varie posizioni. Qui c'è anche la conferenza stampa di ieri delle opposizioni in Consiglio Comunale sulla variante. Ci saranno nuovi ricorsi, giovedì la ripresa del Consiglio Comunale, gli esponenti dei partiti d'opposizione vediamo in conferenza stampa. Qui vedremo appunto il nostro servizio, anzi lo rivediamo subito con le parole dei protagonisti di questa conferenza, poi sentiremo anche la risposta del sindaco Roberto Di Piazza. Vediamo. Di fatto praticamente abbiamo trasformato da Ovovia cabinovia a quella che i triestini ritengono sia una bidon via. L'attacco dei capigruppo d'opposizione, con Richetti, anche Barbo, La Terza e Altin, arriva dopo la bocciatura della cabinovia in un sondaggio del quotidiano locale e soprattutto dopo i primi 3 giorni di discussione in aula, in cui la minoranza ha chiesto il ritiro della delibera su un'opera giudicata inutile e dispendiosa per la collettività. Questa giunta è completamente lontana di quelli che sono i bisogni della cittadinanza. Quest'opera è completamente avulsa dalla realtà. Il gioiello è un gioiello costoso, è un capriccio di questa giunta e i triestini dimostrano che hanno bisogno di altre cose che vengano tenute in conto, altre priorità. Continueremo a spiegare le ragioni del no e noi vogliamo che questa delibera venga ritirata perché riteniamo che non sia utile per la città e di fronte agli espropri, di fronte allo spregio con rispetto all'ambiente naturale in cui andrebbe ad insistere cabinovia, non esiste che si vada avanti se un'opera è inutile o anche semplicemente poco utile. Non c'è niente di meglio che una bella giornata di Bora per mostrare quanto la maggioranza sia distante dalla realtà dei fatti. Oggi sarebbe stata una delle tante giornate in cui l'Ovovia non sarebbe stata in funzione, altro che trasporto pubblico. I primi 3 giorni di discussione in Consiglio Comunale hanno mostrato proprio questo, una distanza siderale dalla realtà da parte della maggioranza che mal governa la città. Sono molto impegnati a fare lo scaricabarile. La cabinovia è un castello di carte che non reggerà ai vari colpi di Bora. L'opinione pubblica è schierata contro l'opera, così come noi in opposizione abbiamo tenuto le posizioni in Consiglio Comunale in maniera tenace. Ci rivolgiamo al sindaco, ritiri questa delibera, perché se no a fare le spese del crollo di questo castello di carte saremo noi cittadini triestini e triestine che dovremo pagare per quest'opera inutile. E sentiremo fra un attimo anche il sindaco, come è stato intervistato ieri dal nostro Gianluca Paladin. Torniamo sul piccolo, il dibattito appunto dopo il sondaggio, tra gli aspetti a favore le connessioni tra centro città e Carso. CGIL e UIL dicono poco utile e non sostenibile. Allora se risentiamo insieme che cosa ha detto il sindaco Roberto Di Piazza al microfono di Gianluca Paladin. Sindaco, ancora il tema cabinovia, conferenza stampa stamattina delle opposizioni che dicono il sindaco ritiri la delibera, faccio un passo indietro finché siamo in tempo, un progetto dicono dannoso. Cosa risponde alla conferenza oggi del centrosinistra?
Quando ho fatto le rive c'era Omero che diceva che faceva un'autostrada sulle rive, credo che le rive di Trieste sono qualcosa di straordinario. Quando ho fatto la grande viabilità, 240 milioni di euro, 6 volate al giorno da 500 kg di mine, volevano che sospendessi i lavori. Quando ho fatto San Giacomo, che abbiamo tolto 4 alberi, non potevo andare a San Giacomo, nei bar avevano messo dei pezzi di rami dentro, San Giacomo che abbiamo fatto 4 piani di cose. Vado avanti o mi fermo? Quando ho tolto la piscina sulle rive, che era una catapecchia, mi hanno attaccato. Quando ho tolto la pescheria sulle rive mi hanno attaccato. A questi di sinistri dico basta attaccarmi, lasciatemi, io lavoro per la mia città. Voi siete contrari e chi se ne frega? Allora, torniamo sul piccolo per la cronaca a Trieste, giovane trovato morto sul letto in casa, flaconi di metadone, una bruttissima storia. La vittima, deceduta già da giorni, era seguita dal SERT, il sospetto di un'overdose, accertamenti sul farmaco rinvenuto nell'abitazione la cui porta era danneggiata. È successo in piazzale Giarizzole, lo hanno trovato ieri attorno all'ora di pranzo disteso sul letto. Era così morto ormai da giorni, da solo nel suo appartamento al terzo piano del Civico 2 di piazzale Giarizzole. E di un giovane tra i 30 e i 40 anni, il corpo scoperto ieri dai carabinieri. Con ogni probabilità l'uomo è deceduto a causa appunto di un'overdose. Non si sa ancora l'identità di questa persona. Lascia aperto il gas, evacuata Palazzina in strada di Fiume, il dramma del disagio psichico, emergenza ieri a metà mattinata all'interno di un appartamento di una palazzina in strada di Fiume. Un 60enne triestino seguito dai servizi di salute mentale della SUGI ha aperto completamente il gas della cucina e l'ha lasciato acceso a lungo, con l'intenzione evidentemente di compiere un gesto estremo che, come si può immaginare, avrebbe potuto comportare conseguenze devastanti per la palazzina e per gli edifici circostanti. Fortunatamente i vicini si sono resi conto del forte odore che si stava diffondendo nell'intero palazzo e hanno subito avvisato il 112, quindi la vicenda si è conclusa fortunatamente senza danni. Il colpo a Mattonaia, la pista dei Rom, rubati anche i portafogli a 2 ragazzi. Prima di arraffare gli 8.000 euro dall'auto del sindaco Coretti, i malviventi avevano già colpito. Ripresa dalle telecamere, la targa della Polo usata dai ladri riconduce a un campo nomadi di Udine. Il furto dell'incasso della Sagra. Il blitz è avvenuto sabato a tarda sera davanti ai bambini che giocavano a calcio. C'è una chiara pista investigativa sul furto subito sabato sera dal sindaco di San Dorligo della Valle Alexander Coretti, derubato degli 8.000 euro che custodiva nella propria auto, cioè parte dell'incasso della Sagra di Mattonaia. Questa pista conduce appunto a un campo rom di Udine. Sistiana e la sosta a pagamento, duello sullo sconto ai residenti, la Movea che si è aggiudicata l'appalto tira in ballo il capitolato del comune. Dopo le 17.30 la tariffa intera, nessuna esenzione. Il sindaco: non è vero. Sarà una riunione urgente fra Comune di Duino Aurisina e la Movea SRTLS, l'ente gestore del parcheggio che si è aggiudicata l'appalto, a dover dirimere il giallo dei parcometri della Baia di Sistiana. A distanza di 2 settimane dall'insediamento dell'azienda di Nocera Inferiore, infatti, resta insoluto il tema che riguarda i residenti che utilizzano il parcheggio dopo le 17.30. Assodato che fino a tale orario coloro che vivono a Duino Aurisina e hanno registrato la targa beneficiando di un'agevolazione in termini di riduzione del costo orario, resta il dubbio sulle ore successive, in particolare fino alle 20, momento dal quale il parcheggio diventa gratuito per tutti. Le interpretazioni su questo particolare punto infatti sono agli antipodi. Da un lato Anna Lisa Montalbano, amministratrice e proprietaria dell'azienda concessionaria, sostiene di applicare le disposizioni del capitolato che all'articolo 9 cita i residenti come destinatari di semplice agevolazione per la tariffa oraria inferiore rispetto agli utenti occasionali. Quindi 90 centesimi al posto di 1,50 euro. E aggiunge detta agevolazione per i residenti è declinata negli orari dalle 8 alle 17.30. Nel capitolato c'è un preciso elenco dei soggetti esenti, è diversa però l'interpretazione del sindaco Gabrovez. Dice: nella tabella che fa parte integrante del capitolato si parla chiaramente di orario di pagamento, di orario a pagamento da una parte per i residenti, dall'altra parte
per tutti gli altri, ciascuna categoria con le proprie tariffe. Non c'è perciò ombra di dubbio che dopo le 17:30 per i concittadini il parcheggio sia gratuito. Rio Ospo da dragare, pronti 400.000 euro, ma serve un'intesa, il tavolo della regione. Poi ancora allo stabilimento San Rocco a Muggia arriva un nuovo gestore, apertura ancora rinviata. Alla famiglia Salviato subentra Paonessa. La società è in attesa dei documenti per la stagione e cerca bagnini, bar ristorante già attivo. Allora andiamo ancora a vedere altre notizie, ma cambiamo giornale, cambiamo edizione del Piccolo, andiamo nelle pagine di Gorizia e Monfalcone, poi vedremo anche le notizie nazionali. Allora qui vediamo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, sanità, incentivi al personale, il sì all'accordo da tutti i sindacati, i ritocchi su premialità e indennità di pronto soccorso hanno convinto le sigle. Oggi le ultime firme già confermate, quindi si va alla fine del confronto. Il piano Riccardi per incentivare il lavoro in sanità convince i sindacati del comparto. Ieri la CGIL e la FIALS hanno firmato la proposta illustrata lo scorso 5 giugno a Palmanova dall'assessore alla salute, un testo che è stato poi ritoccato in un paio di passaggi sollecitati dalle categorie. Oggi in mattinata arriverà pure la sottoscrizione formale di CISL, UIL e Nursind, che hanno chiesto qualche ora in più causa impegni istituzionali, quindi va a buon fine questa vicenda di cui avevamo già parlato. Intesa fra autostrade e porto per migliorare il traffico di tir. Il protocollo Autostrade Alto Adriatico e Autorità di Sistema Portuale hanno firmato ieri a Trieste un accordo per sviluppare progetti sperimentali di scambio dati tra porti e rete autostradale. Ancora andiamo avanti sempre sul Piccolo nell'edizione appunto di Gorizia e Monfalcone, scorrendo rapidamente le pagine anche dell'economia. Arriviamo alla pagina di Gorizia, eccola qui. Si parla ancora di sanità, difesa della cardiologia. Il comune tira dritto e prepara l'offensiva finale. Ziberna avvisa la regione: non esistono motivazioni valide per trasferire la terapia intensiva da Gorizia a Monfalcone, lo diremo al comitato tecnico. E qui si torna ancora alla battaglia, insomma, sulla sanità e sulla cardiologia di Gorizia. Per salvaguardare il reparto del San Giovanni di Dio, raccolte 5.936 firme consegnate ieri in municipio. Sabato a partire dalle 9 la donazione di sangue diventa senza confini in piazza della Transalpina a Gorizia sempre. Oltre 350 minori supportati dal servizio sociale nel 2024, questo è il bilancio, il report dell'ambito territoriale Coglio Alto Isonzo. Pesano le difficili relazioni in seno alle famiglie. Per 13 under 18 necessaria l'accoglienza in comunità. I lavori, conferenza sulla lingua friulana in auditorium sempre a Gorizia. Andiamo a vedere rapidamente anche la pagina di Monfalcone. C'è la bufera sull'affidamento ai privati della gestione del Parco del Carso. Opposizioni all'attacco, grave non aver informato prima la cittadinanza. Garritani, scelta ponderata. La quota del 10% del legname riservata ai residenti trovata ridicola, il patrimonio è di tutti, dice il Partito Democratico. L'ex presidente della Consulta per l'Ambiente lamenta il mancato coinvolgimento su un tema tanto sensibile. L'assessore al patrimonio da parte sua parla di caso montato ad arte e senza alcun fondamento. Vediamo anche altre notizie. Alessia Fernanda Nelli e la voglia di costruire il futuro disegnando navi, l'abbiamo visto l'approfondimento in prima pagina, i ragazzi del corso ENFAP e le loro esperienze sul campo con gli stage. C'è chi vuole mettersi alla prova e chi inserirsi dopo essere arrivato da lontano. 3 anni per diventare addetti contabili, l'esame finale. 2 di loro arrivano da Azerbaigian e Brasile. L'Italia è un banco di prova ma anche uno stimolo. Per i più giovani è stata una svolta l'aver finalmente trovato un'occasione per potersi valorizzare.
Allora, torniamo a Trieste, invece abbiamo visto prima il servizio di il servizio con l'intervista al presidente Fedriga, e ora vediamo invece il servizio di Gianluca Paladin sul possibile ritorno delle zone rosse a causa della cosiddetta epidemia di risse in città, risse serali e notturne che stanno investendo anche per così dire il salotto buono della città, il centro cittadino. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Un ritorno delle zone rosse a Trieste, o come minimo ricorrere alle ordinanze sindacali antivetro e anti-alcol che avevano posto un freno agli episodi di violenza. Il sindaco Roberto Di Piazza sta aspettando l'arrivo del nuovo prefetto per discutere del dispositivo da adottare e valutare così una maxi stretta fra controlli e sanzioni. Troppo disordine in città, troppo Far West. Risse a Trieste, ormai una vera e propria epidemia con una capillare diffusione in diverse zone della città. Il veicolo del contagio è sempre lo stesso, l'abuso di alcol. Nella maggior parte dei casi si tratta di violenze fra cittadini stranieri, da Piazza della Borsa a Piazza Unità, da Piazza Venezia a Piazza Perugino. Fra fine maggio e inizio giugno c'è stato un allarmante susseguirsi di episodi. Questura, polizia locale e arma dei carabinieri impegnate ogni settimana per contrastare risse e liti, con l'estate, anche quest'anno scoppiata in anticipo, che favorisce il crescere della movida triestina. Si teme un aumento ulteriore di questi episodi. Possibile davvero un ritorno alle zone rosse? Intanto, sul fronte delle indagini condotte dalla Questura, emergono nuovi particolari sulla rissa fra più di 10 persone straniere di nazionalità afghana e pakistana, scoppiata venerdì sera fra Piazza della Borsa e Piazza Unità. A quanto pare, alla base della rissa ci sarebbe il furto di un telefonino con tanto di inseguimento e colluttazione, dove sarebbero stati utilizzati anche dei tirapugni. Di fatto una rapina. Il bilancio della violenza era stato di 3 stranieri al pronto soccorso, con ferite e tagli su diverse parti del corpo, persone già note all'ufficio immigrazione che avevano denunciato l'episodio in questura. Ancora in corso l'indagine che punta a identificare i 7 aggressori. Allora, torniamo ancora alla lettura dei giornali, torniamo sul Corriere della Sera per vedere un po' le notizie di carattere nazionale. Il quorum non c'è, referendum al palo, flop cittadinanza, in particolare appunto questo quesito è stato un flop, vota il 30,6%, per i 4 quesiti sul lavoro fino all'89% di sì, il quinto invece si ferma al 65,5%. Vediamo ancora i dati dalle urne rafforzano Meloni, manca l'alternativa di governo e lei scherza, rischio di essere inchiodata qui per 10 anni, Schlein si libera di Landini, fra virgolette. Allora, vediamo ancora italiani dopo 5 anni, balzo dei no, 1 su 3 contro, l'iter più rapido, i favorevoli arrivano al 65,5%, ma nel centro di Milano e Torino superano l'80%. L'analisi del voto regione per regione lo troviamo qui sui quotidiani nazionali. Allora ancora andiamo avanti, sempre sul Corriere, la delusione di Landini, sapevamo che non era una passeggiata, poi il rilancio, tra i votanti la base per un nuovo inizio. Più votanti che per Meloni, dice, e ora Schlein sfida il governo, la leader sbagliano ad esultare, ne riparliamo alle politiche, la linea comune con 5 Stelle e AVS. Enorme regalo alla destra, il PD non cerchi assoluzioni, con la calcolatrice in mano, la Dem Picerno dice l'alternativa non si fa con i feticci del passato. La maggioranza attacca, disfatta e vuole più vincoli per i referendum. Salvini dai patrioti, con Le Pen e Orban, no all'esercito europeo e ai debiti per le armi, le strategie in Europa. Taranto, la conferma del centro-sinistra, Emiliano ha vinto il nostro modello per quanto riguarda le amministrative. Qui vediamo invece l'alta tensione a Los Angeles, Newsom fa causa a Trump, truppe in città, il governatore californiano contro il presidente che dice lo farei arrestare. Qui vediamo alcune immagini impressionanti degli scontri proprio a Los Angeles. Il precedente del 92 per le rivolte razziali, ma allora l'intervento fu condiviso da tutti.
Cose da regime, no, è una guerra per la civiltà e il duello politico diventa totale. Donald deciso a mettere i Dem nell'angolo. Sequestrata la nave di Greta, Israele espellerà i 12 attivisti, il ministro Katz dovranno vedere i filmati del 7 ottobre e Netanyahu sente Trump. Ancora i panini, i selfie, poi il fermo in mare, temevano i missili, il bilancio, abbiamo fatto la nostra parte, si dice appunto a bordo della nave. Ancora, sempre sul Corriere della Sera, altro scambio di prigionieri e caduti, ma Zelensky mancano 200 corpi. La replica di Mosca, solo scuse per non trattare. La Polonia inizia l'addestramento dei civili. Ancora, sempre sul Corriere, accuse dopo l'agguato in Colombia, nessuna sicurezza, paese nel caos. Uribe gravissimo, operato 2 volte al cervello, caccia ai mandanti del sicario quindicenne. Ancora la bimba forse strangolata, il giallo dei 2 corpi al parco a Villa Pamphili a Roma, la madre sarebbe morta 4 giorni prima della piccola, gli esiti del DNA. Qui vediamo il ritrovamento, appunto le scene del ritrovamento di questa storia terribile che è ancora un giallo. Sono state diffuse anche le immagini divulgate proprio dalla polizia dei tatuaggi sul corpo della donna trovata morta. I fiori, il teschio, il surf, ecco i suoi tatuaggi, chi la conosce parli, la donna senza identità, diffuse anche le foto. Laser e droni nella villa di Garlasco, nuovi rilievi per ridisegnare il delitto, i RIS per 7 ore tra il pianterreno e le scale, la legale di Sempio, tante stranezze in questa storia. Amareggiati, violata ancora la riservatezza delle indagini, qui vediamo i protagonisti della vicenda, la vittima Chiara Poggi, il condannato Alberto Stasi e l'indagato, nuovo indagato Andrea Sempio. Ancora vediamo sulle cronache del Corriere, giornalisti spiati, scontro con il Copasir sull'annullamento del contratto a Paragon, Renzi, Watergate all'italiana, si faccia chiarezza. Dal flop nel calcio al festival a Fano, il mistero sui soldi dei 2 americani, l'ex presidente del Cesena e il figlio che era il portiere, i bilanci riservati della loro società. Vediamo ancora il libro Il racconto di Alessandra Arachi, Lunatica, il giorno in cui guardai negli occhi lo sconosciuto che mi salvò la vita, bipolarismo e depressione, storia di una rinascita. Questo è il suggerimento, il libro di oggi sul Corriere della Sera. Andiamo nuovamente al piccolo, andiamo alle pagine dello sport. Investimenti da fuori, l'ex presidente biancorosso, si parla di basket, Ghiacci e il senatore Patuanelli, Trieste deve provare a cercare soluzioni extra cittadine, dicono. Quante lezioni di vita e di sport tra Oslo e Parigi, nella palla di cristallo di Giovanni Marzini. Ancora in calcio invece in Serie C, un progetto da avviare in attesa del via libera all'iscrizione, la Triestina deve indirizzare la parte sportiva da valutare con Delli Carri, controlli Covisoc in corso, la fideiussione sembra ok, e qui vediamo l'allenatore Rosso Labardato, Attilio Tessere e il direttore tecnico appunto Daniele Delli Carri. E oggi la cerimonia, oggi in comune riconoscimento al tecnico Attilio Tessere. Continua l'ondata di pieno e meritato affetto da parte di Trieste nei confronti del tecnico Labardato dopo aver fatto incetta negli scorsi giorni di premi e targhe presso vari Triestina club, dal bar alla barda assistiana alle mule alabardate fino a quello intitolato al compianto Mario Biasini. Adesso anche le istituzioni vogliono ricordare e premiare il tecnico, quindi oggi al Salotto Azzurro il Comune consegnerà a Tesser un riconoscimento per quanto fatto alla guida dell'Unione. Ci spostiamo nuovamente a Gorizia Monfalcone nell'edizione isontina del giornale. Municipale e Polizia Postale a Ronchi dei Legionari rilanciano il patto antitruffe, un tema sempre attuale un po' dappertutto. Il bilancio della collaborazione sostenuta dal municipio con fondi regionali definito positivo, 2 pubblicazioni con i consigli per difendersi dai raggiri, il progetto di prevenzione dei reati online e non solo sul territorio appunto di Ronchi dei Legionari. E poi si parla del servizio scuola bus iscrizioni fino al 30 luglio, ieri invece abbiamo parlato del servizio dei centri estivi
estivi e ricrestate proprio qui a Sveglia Trieste insieme all'assessore all'educazione del comune Maurizio De Blasio. Rivediamo insieme il servizio. Occorre capire che intanto lo sforzo di risorse che mette il comune e tutto il personale che lavora, che opera sul terreno, ma replicare d'estate l'offerta invernale che mette assieme anche tutta ovviamente la componente delle scuole statali è oggettivamente un grandissimo impegno. Ecco perché non si riesce a coprire il 100% delle domande. Risponde così l'assessore all'educazione del comune di Trieste Maurizio De Blasio alle famiglie che non sono riuscite ad accedere al servizio ricrestate o centri estivi che sia, a fronte di uno sforzo crescente dell'amministrazione comunale e all'aumento dei fondi da parte regionale. Un servizio sempre più richiesto, questi i numeri. Un numero sui nidi d'infanzia abbiamo ricevuto per tutti i 4 turni che sono bisettimanali, abbiamo ricevuto 1716 domande e abbiamo dato una disponibilità di 928, quindi siamo sul 54% di accoglienza. Sulle scuole dell'infanzia i numeri sono più ampi, sono 4.700 circa e 2.500 i posti disponibili, e qua siamo sempre sul 54%. Sulle scuole primarie abbiamo avuto 3.200 domande, 1.300 accolti, qua siamo un po' oltre il 40%, e sulle ricrestate invece siamo attorno al 45%. Questo è l'andamento. C'è poi da sottolineare anche la questione della capienza delle strutture. Poi noi ai centri estivi aggiungiamo ricrestate che tipicamente, visto che riguarda i ricreatori, è tipicamente della città. Quello che non ho detto prima è che l'accesso ai ricreatori è determinato dalla capienza massima delle strutture, quindi non si può aumentare il numero di bambini e ragazzi accolti perché occorre rimanere per legge all'interno di un numero prefissato. Allora, ancora il tempo per una breve notizia, sempre dall'Isontino. Pedoni più tutelati davanti al Sacrario di Re di Puglia e al cimitero civile, al via i lavori per la creazione di 2 attraversamenti protetti lungo la regionale 305 nel territorio di Fogliano, Re di Puglia, il piano di sicurezza stradale. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, fra poco sarà con noi qui in studio Arturo Governa di Azione. A fra poco. Bentornati in diretta, diamo subito il buongiorno a Arturo Governa di Azione. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a tutti voi. Grazie di essere qui alla nostra trasmissione del mattino. Allora, sono già tanti i temi che ci propongono i nostri telespettatori così attraverso le mail, magari poi aspetteremo anche le telefonate, ma intanto tanti si concentrano sul referendum, i risultati del referendum. Leggo ad esempio la mail di Piero: buongiorno, provocazione, referendum falliti, molto bene, ora potremmo muoverci per proporne uno al fine di triplicare gli anni di residenza ai migranti, insomma per richiedere la cittadinanza, dice Piero. Mentre Manuel dice: il risultato referendario dimostra chiaramente una sfiducia, a mio avviso giustificata, da parte dei lavoratori nei confronti dei sindacati confederali. Allo stesso tempo evidenzia anche la profonda distanza tra le problematiche lavorative che colpiscono i giovani che si sono recati a votare numerosi e la percezione di quella da parte dei lavoratori più anziani e dei pensionati, che tra l'altro hanno avuto la fortuna di beneficiare di diritti che oggi non esistono più. Saluto agli ospiti e alla redazione. Grazie Manuel. D'accordo con queste mail? Insomma, in parte, analisi? Diciamo che parte, poi ognuno sta dando una lettura, no? dell'esito referendario, le più disparate, e anche da un punto di vista politico stiamo assistendo
ad analisi del giorno dopo che per certi aspetti lasciano un po' stupiti, nel senso che l'esito del referendum è chiaro ed evidente, è fallito l'intento dei promotori, è un referendum che è ben lontano dal raggiungere il quorum, certo, che era ovviamente fissato al 50%, e stupisce che i promotori non se ne rendano conto e stiano dando delle letture davvero difficili da condividere. Il segretario del Partito Democratico addirittura si è messo a contare i voti, immaginando che la sommatoria di chi è andato a votare sia superiore a quella ottenuta dalle forze di centrodestra che hanno vinto le elezioni del 2022. Sono onestamente delle interpretazioni che non fanno, secondo me, altro che aggravare ulteriormente il segnale che comunque da questo referendum viene, e che era dettato da un lato dal disinteresse che c'era nei confronti più che della materia proposta, della modalità con cui la materia è stata proposta, perché è chiaro che un tema come quello del lavoro è un tema di interesse e di rilevanza. È chiaro che calarlo all'interno di quesiti che tra l'altro sono stati promossi in maniera distorta e strumentale ha ovviamente impedito che ci fosse una partecipazione da parte dei cittadini, e sbagliano i promotori ad indicare in coloro che hanno invitato all'astensione i corresponsabili di questo fallimento. Del fallimento L'astensione è un diritto, a maggior ragione lo è. È una possibile scelta, no? Lo è in un referendum abrogativo che prevede appunto il raggiungimento di un quorum, e quindi io credo che i promotori, l'ala massimalista del Partito Democratico e la CGIL dovrebbero fare un serio esame di coscienza sulle ragioni del fallimento, ma soprattutto sull'approccio che continuano ad avere su tematiche che dovrebbero essere affrontate con un minor tasso di ideologia rispetto a quello che invece hanno ritenuto di utilizzare anche in questo frangente. Credo che la risposta dei cittadini, insomma, sia una risposta chiara e inequivocabile. Il quesito in particolare, a parte quelli il 4 sul lavoro, quello relativo alla cittadinanza agli stranieri, ha avuto il risultato peggiore, no? Per i promotori sicuramente, lì c'è un disallineamento evidente tra i no rispetto ai quesiti sul lavoro, che si attestavano insomma su numeri importanti, e sul quinto quesito i no sono decisamente superiori, e inverto, i sì erano superiori, i no su quello dell'immigrazione sono più elevati, e anche qui c'è da fare un serio esame, secondo me, poi se vorrà lo affronteremo, ma è chiaro che anche su questo si è fatta una battaglia ideologica che dimostra come anche, visti i numeri, nell'elettorato di centrosinistra inizia a non essere più così scontato che sul tema dell'immigrazione l'approccio sia quello tradizionalmente utilizzato dal centrosinistra fino ad ora, ed è una questione che certamente andrà affrontata per rivedere quelle che sono poi le soluzioni, le proposte, le misure che rispetto a un tema come quello dell'immigrazione a questo punto vengono discusse anche da chi tradizionalmente è un elettore di centrosinistra. Chiarissimo, che poi magari è andato appunto a votare in ogni caso per il referendum. Allora, c'è una telefonata in attesa, la sentiamo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, io ho un problema che per me è molto importante, ma che non è la prima volta che lo metto in evidenza. Quando siamo nel Bargola, nella vicinanza Topolino numero 3, c'è una rampa che serve che i disabili con una sedia particolare che è di comune, è sempre disponibile, può entrare direttamente nell'acqua. È molto comodo per chi ha disabilità, come la mia nipotina. Il problema è che quella rampa, adesso che stiamo parlando, è piena di sassi e di ghiaia. Se questo non viene pulito, quella rampa non serve. È l'unica rampa in tutta la Bargola che si può entrare comodamente. Per favore, fate qualcosa. Chiarissimo. Ho parlato anche forse 2 o 3 settimane fa, e un signore che era in studio, che non mi ricordo il nome, è assessore di che cosa si occupa, ha detto che siamo un po' anticipo, perché 1° di giugno, che si apre proprio il sesone,
non è che ha detto sarà pronto, ma ha detto che faremo di tutto. Per favore, siamo 10 di giugno, niente non è stato fatto, ma proprio questo mi tocca da vicino. Chiarissimo, grazie mille della segnalazione. Allora, all'altezza del Topolino 3, la sedia appunto per l'accesso al mare da parte delle persone portatrici di disabilità, la rampa è piena di ghiaie di sassolini, quindi non può essere utilizzata agevolmente, quindi bisogna assolutamente liberare dalla ghiaia, dai sassi questa rampa, insomma. Sì, questa è la segnalazione che giriamo, poi magari vedremo se riusciremo a fare anche un servizio proprio sul posto, no? Come segnalazione. Sarebbe male. Quando ascolto interventi di questo tipo ho sempre diciamo, il timore di dire qualcosa di troppo, però è obiettivamente difficile immaginare quale possa essere il problema insormontabile per cui non si riesca ad attivare uno strumento di questo tipo. Ripeto, lo faccio con la cautela e il rispetto dovuto a chi poi si trova a operare sul campo, però onestamente faccio fatica a rintracciare dei motivi che validamente possano giustificare il perché una sedia di questo tipo, che è di fondamentale importanza, non sia nella piena disponibilità al 10 di giugno. È chiaro, infatti, perché ormai insomma ci siamo, fra l'altro nel fine settimana è attesa anche un'ondata di caldo, quindi sicuramente le persone poi si riverseranno a Barcola, che è la spiaggia insomma dei triestini, la spiaggia più popolare, gratuita, quindi anche c'è questo aspetto, no, di cui tener conto assolutamente. Allora, la sinistra, ci scrive Giampaolo, continua a offendere con Gabinovia, Ovovia, Ovetto, e i triestini non la vogliono. Non sono i triestini che non la vogliono, ma la minoranza della sinistra che in piazza è andata con il 2% dei non sepol, credo. Devono dire la minoranza non la vuole, o se ci tengono la sinistra. Dimostrano sempre più di non essere democratici, la minoranza lo rappresenta i triestini, e quanto si è democraticamente votato devono finire di parlare per conto degli altri. Viva la Cabinovia e speriamo venga realizzata presto. Il sindaco di piazza che ha il coraggio di andare avanti, e viva tutto il centrodestra che malgrado gli attacchi su tutti i fronti va avanti, quindi un sostegno pieno insomma alla Cabinovia da parte del signor Giampaolo. Questo, mi lasci dire, è un tipico esempio di come anche una questione che dovrebbe essere esente dalle tifoserie e gli schieramenti diventi inevitabilmente una battaglia di parte, per cui viva la Cabinovia e viva il centrodestra, come se l'elettore di centrosinistra non potesse trovare utile la Cabinovia, e viceversa, come se un elettore di centrodestra non potesse trovare discutibile l'impianto di risalita. E questo credo sia sintomatico di un problema che però c'è in questo momento, e che anche il dibattito di questi giorni sta ampiamente dimostrando. Il sondaggio che è stato fatto dal quotidiano locale ha innescato un dibattito politico che lascia sconcertati, perché pensare che l'esito di un sondaggio che ha una finalità credo assolutamente diversa possa rappresentare l'elemento in base al quale una maggioranza legittimamente eletta con un mandato politico ben preciso possa bloccare la realizzazione di un'opera, secondo me è una lettura della democrazia che è assolutamente distorta. Si può essere d'accordo, si può essere contrari, un'opera pubblica ha un iter, se questo iter ha una sua percorribilità saranno gli organi preposti a dirlo e non certo un sondaggio. E questo lo dico perché poi si alimentano dibattiti come questo, dove i cittadini sono portati a schierarsi da una parte e dall'altra, come ripeto, se si trattasse, no? Esatto, per che tifoseria. è quanto di più inutile rispetto all'interesse generale e soprattutto rispetto alla comprensione di quali possano essere i vantaggi o gli svantaggi derivanti da un'opera di questo tipo. Questa mattina c'era un ampio resoconto di qual è la posizione di chi opera nel settore del turismo. Io credo che l'approccio debba essere quello, obiettivo e di merito. Ci sono delle utilità, ci sono dei vantaggi, ci sono dei correttivi da mettere in campo da un punto di vista ambientale, da un punto di vista dell'infrastrutturazione, da un punto di vista dei servizi da mettere a disposizione dei turisti una volta che questo impianto verrà realizzato. Questo è il dibattito su cui la città dovrebbe essere chiamata,
e non certo, lo dico sempre col massimo rispetto, a dire se è un sondaggio che sulla carta rappresenta il 73% non della città ma degli intervistati. Certo. Sarebbe interessante poi andare anche ad analizzare il metodo con cui il sondaggio è stato fatto, per poi poterne dare una lettura che sia quantomeno, non dico sovrapponibile, ma quantomeno vicina a un dato che possa essere reale. Io faccio fatica, ecco, a pensare che il 73% dei triestini sia contrario all'Eurovia. C'è sicuramente una forte divisione all'interno dell'opinione pubblica della città, ma ecco, facciamo attenzione a non trasformare sempre tutto in una guerra che poi, ripeto, non porta nulla né alla consapevolezza dei cittadini né poi alla possibilità di fare le cose in maniera da portare dei vantaggi reali al territorio. Quindi sarebbe opportuno un approfondimento proprio sui temi che diceva prima, no? Su quali vantaggi potrebbe portare, o quali problematiche concrete però, no? Potrebbe invece portare la realizzazione. Al netto, vede, che non possiamo ignorare, perché non lo possiamo fare, che l'iter che si sta portando avanti sta conoscendo non poche fatiche e criticità. L'iter inteso come iter amministrativo, in primis i fondi comunitari che sono stati persi. Oggi, credo, ad oggi, dopo l'annuncio trionfale del ministro Salvini qui a Trieste, che aveva annunciato che i fondi sarebbero stati reperiti, non mi risulta che vi siano stati poi degli atti conseguenti che dimostrino il reperimento effettivo di questi fondi. Permangono dubbi sollevati dalla sovrintendenza, permangono l'esito di giudizi amministrativi che sono stati promossi dai comitati, quindi non stiamo parlando di un'opera che è lì per essere cantierata. A maggior ragione bisognerebbe approfittare di questa fase non per alimentare polemiche o scontri, e lo dico su entrambi i fronti, perché anche ascoltare un sindaco che dice vado avanti nonostante tutto non mi sembra, ecco, saggio ed equilibrato. Fossi in lui, e non mi permetto di interpretarne il ruolo, ma fossi in lui approfitterei per sopire piuttosto che alimentare le perplessità e le contrarietà della cittadinanza. Capito. Allora sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Sì, buondì, Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Di essere breve, no? Allora, intanto il silenzio elettorale sabato chiaramente è non rispettato da Bersani e anche da Landini, che avevano il cappellino vota sì, e poi anche alla fine del discorso dei vari personaggi hanno detto sempre votate, per cui questo è già una contrarietà su quello che dovrebbe essere un discorso democratico. Poi la continua, diciamo così, scusa o cercare di evidenziare il vantaggio o i vari aspetti positivi di questo fallimento completo. E l'altra cosa, poi finisco, i 300.000 manifestanti a Roma, io vorrei che ognuno di questi, e sono certo che non l'ha fatto, vedesse i 40 minuti di documentario della strage del 7 ottobre del 23, che li guardino. Io li ho guardati, li ho visti, e vi dirò che giustifica, nonostante i 60.000 poveri che vengono uccisi, sono stati uccisi a casa. Ecco, io vorrei, quante di queste 300.000 persone hanno visto quel filmato? Quante? Capito. Poi alla fine un applauso a Azione, perché è riuscita a mantenere due aspetti, uno Stato e l'altro Stato, in maniera molto tranquilla, senza fare tifoserie, cioè una cosa veramente e culturalmente bilanciata ed equilibrata. Ecco, tutto questo. Grazie, buongiorno. Grazie Giuseppe, Grazie buona giornata. Allora, condivide, immagino, quello che diceva. Sì, ha toccato diversi aspetti, tre in particolare che condivido. Il primo è che effettivamente nel corso della manifestazione di Roma i rappresentanti politici abbiano impropriamente, e credo anche con una certa dose di cinismo, approfittato di un determinato contesto per fare apertamente della campagna elettorale. C'è da domandarsi se fosse avvenuto l'opposto, e cioè se dei rappresentanti non dell'opposizione ma della maggioranza avessero approfittato di una manifestazione convocata peraltro per violare così palesemente il silenzio elettorale. Probabilmente sentiremo parlare di attacco alla democrazia. Ovviamente questo non è accaduto perché se ne fa l'uso strumentale che se ne è fatto.
Il secondo aspetto che ha toccato è molto delicato. Io concordo che quello che è accaduto il 7 ottobre rappresenta un limite all'umanità che è stato sorpassato e che ovviamente richiama a forme di reazione come quelle che lo Stato di Israele ha avuto. Forme di reazione però mi permetto di dissentire in questo dal signor Giuseppe, che in questo momento però hanno travalicato il limite dell'accettabile, perché quello che sta accadendo a Gaza non trova più alcuna giustificazione. È un massacro di civili, di innocenti che va fermato con un'attenzione sempre precisa, lo sottolineava l'ascoltatore, rispetto al modo con cui ci si pone di fronte a certe tematiche, perché il rischio a cui noi stiamo assistendo è che in nome della giusta rivendicazione, della legittima e dovuta rivendicazione di fermare il massacro di Gaza, si possano nascondere forme di antisionismo / di antisemitismo che vanno assolutamente respinte, del motivo per cui, lo sottolineava l'ascoltatore, Azione ha scelto un approccio differente. Non è un tema su cui manifestare in piazza, è un tema su cui riflettere, su cui chiedere con l'autorevolezza che può provenire da chi rispetto alle due parti in campo non ha dubbi. C'è uno Stato, Israele, che va difeso, la cui esistenza non può essere messa in discussione, e c'è una popolazione civile, quella palestinese, che ha diritto a vivere e che è vittima di un gruppo terroristico che è il vero problema di quell'area, che si chiama Hamas. Hamas viene presentato dalle frange estremiste come una soluzione per il popolo palestinese. Hamas è il problema che va sradicato e che va risolto, questo però senza che a farne le spese sia una popolazione civile. Civile, è chiaro. Ci scrive il signor Gianni con il suo consueto cenno storico, che ci fa molto piacere ricevere, perché dice: un saluto di serenità a lei e all'ospite. Già questo è molto bello, grazie. Ringraziamo. Dunque, giorno dopo giorno in un ring che non conosce però la nobile arte, la città si è trasformata giorno dopo giorno in un ring che non conosce però la nobile arte, dice. Ma oggi voglio ricordare il 10 giugno del 44 con il massiccio bombardamento sulla città, scordato dal piccolo nella rassegna stampa da lei letta. Invierò una foto sulla distruzione della chiesa di Via Rossetti. Da Triestino mi sovviene altri 10 giugno, quello tragico dove è stato arrotato in piazza San Pietro, poi Grande, il toscano uccisore di Winkelmann nella locanda Grande. Il terzo è il 10 giugno del 1843 con l'inaugurazione dell'apertura del lapidario con la sola presenza di Pietro Candler, sostenitore del progetto di Domenico Rossetti, morto 7 mesi prima, il vero ideatore del lapidario. Gianni e le sue monade, sono tutt'altro che monade. Gianni, grazie di averci ricordato questa ricorrenza. Fra l'altro abbiamo trovato anche nella pagina del Civico Museo della Guerra per la Pace Diego De Enriquez il 10 giugno del 44 appunto anche alcune foto. Ore 9:15, una pioggia di bombe ferisce al cuore della città, e qui c'è anche la chiesa a cui faceva riferimento, la chiesa di Via Rossetti, a cui faceva riferimento il signor Gianni, che ringraziamo e salutiamo. Allora, ringraziamo davvero, perché è un'opera di preservazione della memoria cittadina. Vero. Che è tanto utile in un momento in cui, insomma, la distrazione di massa è evidente su tanti fatti, e mi dà spunto per fare più che una proposta, una riflessione che può diventare anche una proposta, e cioè la nostra memoria cittadina è ricca di fatti e di personaggi che purtroppo vengono spesso ignorati e che sarebbero dimenticati se non fosse per l'opera di singoli e di qualche appassionato storico. Io non troverei nulla di male, anzi troverei assai utile che i programmi scolastici, parlo delle scuole elementari già, perché no, fossero integrati da tratti, da elementi di conoscenza della storia cittadina. Questo consentirebbe
anche alle giovani generazioni non solo di apprendere, ma di poter nel tempo preservare un patrimonio che è davvero ricco, che spesso viene ridotto solo ai grandi macrotemi del Novecento, ma la storia cittadina è stata nel tempo testimone e promotrice di fatti che hanno una rilevanza e che hanno avuto nel tempo una rilevanza che va ben oltre i confini di questa città e sarebbe giusto ricordarli e tramandarli. E sarebbe giusto ancora rifletterci, no, su questi episodi, perché danno sicuramente spunti attuali ancora oggi. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, saluto lei Bucarella, alla redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di TV4. Buongiorno. Ecco, io volevo un po' mettere in evidenza. C'è stata una statistica da parte, se non sbaglio, dell'Ocse o dell'Istat, adesso sto andando a memoria, in cui praticamente si attestava tempo fa, dopo è stata un po' cambiata perché sono numeri che danno fastidio, no? In cui è emerso che oltre il 70% della popolazione italiana è funzionalmente, ripeto, funzionalmente analfabeta e 1 su 4 praticamente non riesce a capire il concetto di tre frasi in croce, no? Lo dico perché lo dico? Perché mi sto accorgendo in base alle telefonate che mi vengono, in particolar modo sul discorso delle guerre in Israele, mi sto accorgendo che la gente non è poco informata, ma è totalmente disinformata. Parla perché è condizionata da tanti fattori. Allora io volevo fare alcune piccole precisazioni in maniera da mettere i puntini sulle i, perché questo è necessario. Dunque, ne ha parlato più di qualcuno nel mondo all'esterno d'Italia, all'estero, no? In particolar modo il Daily Israel, il Telegraph Israel, Al Jazeera, che nonostante Al Jazeera sia di proprietà di Bill Gates, ne ha parlato perfino lei. Allora, per quanto riguarda la questione, diciamo, israeliano-palestinese, sarò brevissimo. Praticamente è risaputo, è notorio, è stato trovato dei documenti in cui il governo di Netanyahu, che si trova in crisi, ha pagato alla corrente politica all'interno di Hamas gli stalaniti affinché combinassero quello che hanno combinato. Non è stata un'aggressione fatta da Hamas a Israele, perché gli israeliani, i servizi segreti israeliani lo sapevano almeno da un anno prima. Lo sapevano. Sa di complottismo quello che ci sta dicendo. Non è complottismo, questi sono dati, signora. Se qua in Italia ci danno un'informazione ufficiale, ci danno un'informazione da bambini deficienti, non è colpa mia. Io per essere informato devo andare all'estero, devo andare all'estero. Proveremo ad andare all'estero allora a cercare queste informazioni sui siti internazionali che evidentemente il signore conosce molto bene, probabilmente conosce anche le lingue, insomma, non lo so. Insomma, giustamente lei diceva, sia espressione di quel complottismo, di quella ricerca spasmodica della causa nascosta che prova a distorcere la realtà per farla diventare, come dire, affine rispetto a ciò che sono le aspettative individuali. Ci sono correnti di pensiero a cui piacerebbe credere questo fatto così mostruoso, perché altro non potremmo dire se dovessimo dar retta alla ricostruzione fatta, che preferisce dar retta a questo tipo di versione perché questo gli consente poi di continuare a crederne tante altre. E questo è un meccanismo perverso che, a proposito di analfabetismo funzionale, lo rappresenta bene, per cui si creano delle bolle all'interno delle quali ciascuno trova sensato e piacevole vivere. All'interno di queste bolle, insomma, si dà delle risposte, come quella di immaginare che il massacro del 7 ottobre non sia l'esito di un'azione criminale e disumana da parte di un gruppo di terroristi e criminali come Hamas, ma sia in realtà frutto di un complotto. Ma insomma la storia è piena, dalle Torri Gemelle in avanti, ce ne sono tanti la casi, presenza poi dei social non fa altro che amplificare ogni giorno questo tipo di situazioni, che ovviamente si commentano da sé per l'infondatezza, l'assurdità
mi lascia anche dire per la mancanza di rispetto delle vittime di quei fatti. Allora, per tornare invece un po' a sorridere, possiamo vedere la vignetta di Marco Englaro sulla vicenda tutta locale della linea marittima. Serie partite tutte le linee marittime del Golfo, sulla Trieste Gradus è un vascello fantasma, è carina, è molto appropriata secondo le ultime notizie, no, che abbiamo visto oggi sul giornale. Non si può partire, non c'è pace, insomma, per questa linea marittima, che fra l'altro era molto apprezzata, no, come spostamento, anche come alternativa alla macchina. Comoda, anche piacevole, perché insomma, infatti, quindi, se il tempo lo consente, si attraversa, insomma, speriamo si risolvano i problemi, in questo caso burocratici, di permessi, che impediscono al momento di far partire questo importante servizio. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, 8:36 del mattino, siamo sempre in compagnia di Arturo Governa di Azione, che è qui, che sta rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre numerose mail. Ce ne sono altre che devo leggere, a parte appunto la vignetta che abbiamo visto prima di Marco Englaro. Ce ne ha mandata un'altra in realtà, sempre sul pezzo, il nostro Marco Englaro, sul referendum. Allora, ti che te parli tanto, te son da a Barcola o a votare al referendum? Volentieri sarei andà con tutto il cuore. Con la Q, ricordando il quorum, no? In qualche modo. Insomma, in tanti evidentemente hanno fatto così. Quel volentieri sa proprio di volentieri triestino, no? Cioè, fino a un certo punto, diciamo. No, insomma. Ancora c'è Gianni che ci manda proprio la foto di cui ci parlava prima, eccola qui, la possiamo far vedere, è proprio quella appunto della chiesa di Via Rossetti, che è stata distrutta dal bombardamento del 10 giugno del 44 su Trieste. Grazie ancora a Gianni. Poi ancora invece ci scrive la signora Betti, buongiorno, da cittadina di Trieste, apolitica e apartitica, ma con un suo pensiero slegato a qualsiasi schieramento politico, inorridita dopo aver sentito che l'unica rampa d'accesso al mare per disabili di Barcola è inutilizzabile. Ricordo che sono 6 anni che siamo senza piscina terapeutica e non aggiungo altro. Pensare a chi è meno fortunato è un esempio di civiltà. Su questo, insomma, sì, lo dicevamo prima. Fa impressione, sì, no? Fa impressione e diventa difficile davvero capirne i motivi. Allora andremo a vedere sicuramente anche noi, insomma, con il nostro servizio, qual è la condizione di questa rampa, se è o meno utilizzabile, perché insomma è assolutamente importante che sia utilizzabile da tutti. Allora, la sinistra invece ci scrive: Nevio considera i 14 milioni di voti tutti suoi, ma conosco persone simpatizzanti della destra che sono andate a votare, quindi c'è poco di cui rallegrarsi, dice Nevio in un'analisi che insomma... No, ma guardi, è quello che riportava questa mattina il professor Feltrin. Sì, non è pensabile fare una contabilità di questo tipo, ha ragione il signor Nevio, perché fare una contabilità reale vorrebbe dire sottrarre al numero di chi è andato a votare anche coloro che hanno votato in senso opposto rispetto a quello dei promotori. E sottraendo quei voti, la sommatoria dei voti non supera quelli che il centrosinistra ha preso nel 2022. Quindi quale sarebbe il valore aggiunto che deriverebbe dall'esito di questo referendum? Nessuno, se non aver certificato ancora una volta che la partecipazione dei cittadini non può essere utilizzata in maniera strumentale e propagandistica come avrebbero voluto fare e come continuano a fare, visto il dibattito di queste ore, i promotori del referendum. Credo che in questo momento il problema e il tema non sia l'emergenza democratica di cui dice Landini, perché non sono andati a votare quanti devono andare a votare. La vera emergenza democratica si determina nel momento in cui si utilizza uno strumento come quello referendario in una maniera così distorta e distorsiva come è stato fatto attraverso quesiti mal presentati, mal posti, in alcuni casi anche scorrettamente nel merito e su tematiche
su cui dovrebbe essere chiamato a pronunciarsi il legislatore per il livello tecnico del tema di cui stiamo parlando. Quesiti molto tecnici, no? Soprattutto quelli sul mondo del lavoro, infatti si andava proprio a leggere nel dettaglio, no? Assolutamente. Il quesito, insomma, non erano sicuramente di semplice comprensione. No? Ma certo, ma questo non per svalutazione dei cittadini, ma perché onestamente poi qui il dato era ancora più contraddittorio, perché su uno in maniera specifica si era pronunciato in senso opposto il partito che era tra i promotori di questo referendum per negarla. Adesso c'è da chiedersi perché un cittadino sarebbe dovuto andare a votare per abrogare una norma che era stata approvata dallo stesso partito che oggi attraverso questo referendum ne promuoveva l'abrogazione. È chiaro che ci troviamo di fronte a un cortocircuito che non aiuta la democrazia ma la mortifica. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno? C'è qualcuno in linea? Non sento più nessuno, però evidentemente no, credo sia caduta la linea, credo sì, caduta la linea. Invitiamo eventualmente a richiamarci il nostro telespettatore o telespettatrice. Allora, ci sono altre mail, c'è la mail di Luigi che ci scrive riguardo le tante risse che si verificano in città in questo periodo, ma le zone rosse non sarebbero una soluzione, dice Luigi. Cosa pensa? È stata ventilata la possibilità che insomma, ci siano nuovamente le zone rosse? Ma guardi, io non sono un sostenitore delle zone rosse perché soprattutto se le zone rosse vengono lette come la soluzione ad un problema che ha una complessità ben diversa. Qualche settimana fa il ministro Piantedosi addirittura leggeva le zone rosse come un elemento di valorizzazione delle zone e degli immobili che si troverebbero al loro interno e la trovo una lettura a dir poco distante dalla realtà. Le zone rosse sono una misura emergenziale che vengono assunte in presenza di problemi di notevole portata, di problemi in primis per i residenti che ci vivono e quindi pensare che perimetrare la città come è stato fatto con zone rosse non serva a nulla se non è accompagnato da altro tipo di misura che intanto dovrebbe essere di carattere preventivo, e cioè evitare che determinate zone si trasformino in ghetti, evitare che in determinate zone vi sia la concentrazione di persone o situazioni che possono alimentare poi eventi criminali. Io penso, per fare un esempio, è una zona che è fuori, diciamo, dalla portata dei cittadini, ma che credo sia un esempio di come il territorio venga letto in questa maniera. Credo che chiunque faccia un giro per Portovecchio si renda conto, anche in questi giorni in cui ci sono i tendoni del Cirque du Soleil, che dagli edifici escono persone che evidentemente continuano a vivere in quelle zone e in quegli edifici. Io immagino che fra qualche settimana o chissà quando converrà alla propaganda di questa amministrazione avremo una conferenza stampa che annuncerà l'ennesimo sgombro, che annuncerà l'ennesimo cancello che impedirà l'ingresso. Sono mesi, per non dire forse anche anni, che assistiamo a questo tipo di siparietto. La città, o meglio, chi amministra per un certo periodo si volta dall'altra parte, ignora che ci siano determinate situazioni, salvo poi far emergere il problema come se ci se ne accorgesse solamente in quel momento, quando invece è già sotto gli occhi di tutti. Così è in altre parti della città, dove per un lungo periodo si ignora quali sono le problematiche, poi si arriva e si interviene con una zona rossa che scarica, mi lasci dire, sui cittadini, perché ne limita la vivibilità, sugli imprenditori che si vedono limitato nell'esercizio. Tra l'altro si sono lamentati, no? In molti casi. Giustamente, parliamo di persone che hanno fatto degli investimenti, delle persone che hanno dei business plan che si reggono su orari, su frequenza dei loro esercizi commerciali e che si vedono limitati in questo. E mi lasci dire sulle forze dell'ordine che in questo momento vengono viste e utilizzate anche per funzioni a cui non dovrebbero essere sottoposte.
perché le forze dell'ordine dovrebbero fare altro e invece spesso si trovano a dover sopperire alle carenze che la gestione del territorio da parte dell'organo amministrativo dovrebbe essere in grado di fare autonomamente. Allora, abbiamo un'altra telefonata, adesso la sentiamo, fra poco ci collegheremo con il nostro Gianluca Paladin, dovrebbe essere nello studio del sindaco se non mi sbaglio, quindi proprio per trattare anche questo tema, questo delle zone rosse, perché ieri ci aveva detto al telefono proprio il sindaco di Piazza che avrebbe richiesto insomma nuovamente appunto l'applicazione delle zone rosse al nuovo prefetto. Allora, dunque dovrebbe essere in Piazza Unità, però ancora non lo vediamo. Intanto sentiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno. Sulla storia di Israele si resta molto perplessi. Quello che ha detto quello che ha telefonato un po' di tempo fa, cioè io l'ho letto anche in altre parti. Sì. Comunque si resta perplessi perché in Occidente ci dicono che dobbiamo accogliere le persone che vengono dalle altre parti e quindi integrarsi. In Israele invece è successo il viceversa, cioè le persone residenti, che erano i palestinesi, praticamente sono stati scacciati pian pianino da prima dei piccoli insediamenti di ebrei, e poi questi insediamenti si sono sviluppati talmente tanto che i autoctoni sono stati praticamente relegati in un'area piccolissima e addirittura chiusi in una specie di gabbia. Quindi pur essendo una enclave occidentale, Israele in effetti si comporta in maniera completamente opposta a quello che dovrebbe essere le regole comuni dell'Occidente. In più, per esempio, per il discorso di quello che è avvenuto l'11 in ottobre, lo stesso giornale Haaretz, che viene pubblicato a Gerusalemme, ha detto che ci sono dei grossi dubbi su tutte le varie cose che sono accadute. Per esempio il fatto che quel confine che è molto sorvegliato non c'era nessuno che sorvegliava, il fatto che quella famosa festa sia stata spostata proprio a ridosso del confine, e poi anche sul fatto di tutti quei morti, perché sembra che avrebbe avuto tutto l'interesse a portare via più persone possibili per avere poi dopo per scambiarli, no? Invece c'è stato un massacro che sembra sia avvenuto dal fatto che sono intervenuti elicotteri delle IDS e che avevano lo specifico compito di non fare come si chiamano, persone lasciare vive, perché c'è una procedura nell'IDS che si chiama Hannibal, che fa sì che non bisogna lasciare che gli avversari prendano persone del popolo palestinese, perché poi ci sono il problema degli scambi e loro non lo vogliono assolutamente percorrere. Questo è quello che ho saputo e che ho letto io. Poi i discorsi sono tutti di parte. Grazie e buongiorno. Grazie a lei Gino, buona giornata. Insomma, si torna al tema di prima, ricalca un po' quello che diceva prima l'altro signore che aveva telefonato. Mi sembra che la parola che riassuma la telefonata di questo telespettatore, e l'ha ripetuta più volte, è sembra. Sembra, esatto. Allora la storia non si fa con i sembra, la storia del neanche la cronaca, se posso permettermi. Sì, quindi voglio dire, quello che è accaduto invece rimane quella sì una verità purtroppo drammaticamente acclarata. Sono i morti, le vittime di stupro, rapimento e tortura, gli ostaggi che tuttora sono nelle mani dei terroristi, e tutte le altre ipotesi, ripeto, non spostano di una virgola la realtà e la drammaticità di quella realtà, e soprattutto non servono a nulla se non ad alimentare
un dibattito assolutamente irrispettoso per quello che è accaduto. Per la tragedia insomma, che è accaduta, non dimentichiamolo mai. Allora, gentilissimi, buongiorno, ci scrive Edgardo, a proposito di collegamenti triestini via mare, perché non pensare a un collegamento con Venezia, come avviene nelle città della costa istriana? Il collegamento potrebbe essere utile in chiave sia turistica che di trasporto. Buona giornata. Non so se ci hanno già pensato, insomma, a un collegamento diretto Trieste-Venezia. Confesso di non saperlo, così, so da utente occasionale e non frequente che effettivamente però la tratta ferroviaria che porta da Mestre a Trieste forse mentalmente è la più lunga che si percorra, soprattutto quando si arriva da un viaggio più lungo. Per cui l'alternativa via mare, chissà, forse lo potrebbe rendere, al di là e al netto poi della sua fattibilità, sostenibilità e interesse, chissà, lo potrebbe rendere... Comunque è affascinante, no, l'idea, sì. Poi bisogna vedere insomma, se qualcuno non ci ha pensato, perché effettivamente magari non è tanto agevole, no, o realizzabile. Sì, allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Buccarella, buongiorno a lei, al suo ospite, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno a lei. Guardi, al di là dei tantissimi problemi che ci sono nel mondo, io vorrei ritornare nel nostro territorio, che di problemi ce ne sono tantissimi, dalla pulizia delle strade alla sicurezza, alla sanità, alla scuola, ai parcheggi, a trovare una casa in affitto, quindi ce n'è a bisetto. Se non era l'ultima volta che ho avuto l'occasione di interloquire col Signore, mi ha detto che dobbiamo essere contenti di essere in Italia. Vede, il problema non è di essere contenti di essere in Italia o no, il problema è che l'amministrazione ci sta trattando in maniera illegale, non ottempera a quelli che sono stati gli impegni che si è presa. Tutto là, i governi che si sono succeduti dal 1954 in poi nel territorio libero di Trieste non hanno fatto altro che derubarci. Io non capisco se i politici sono, come dicono, al servizio della gente o se sono al servizio dei partiti, perché se fossero al servizio della gente, il Signore che è anche là presente tirerebbe fuori il trattato di pace e leggerebbe gli allegati e direbbe alle persone: guardate, non sono io a decidere, però la legge dice questo, gli allegati dicono questo, gli allegati dicono che dovremmo avere il bilancio separato, gli allegati dicono perché siamo un altro Stato che l'IVA non dovremmo pagarla, non dobbiamo pagare il debito italiano e vediamo lo sviluppo economico con il Porto Franco Nord, perché il Porto Franco Nord è uno dei 2 punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale, con uno sviluppo che potrebbe essere enorme, inimmaginabile. Non so, per fare un piccolo paragone, Monte Carlo sarebbe una formica in confronto. Monte Carlo sarebbe una formica. Allora questo dovrebbero fare i politici. Al di là di dire dobbiamo essere contenti di qua, dobbiamo essere contenti di là, non c'entra di essere contenti o non contenti. Si tratta di lottare per i propri diritti. È come se uno avesse la fortuna di avere un patrimonio grande e dovrebbe darlo a un altro. Io auguro al paese vicino tutte le fortune possibili, però non siamo in Italia, è il più bel paese del mondo, ma noi non siamo in Italia, siamo in questa condizione per colpa della politica e per colpa di tutti quelli che stanno zitti. Dice Fulvio, come dice quasi ogni mattina, grazie Fulvio, che l'amministrazione ci tratta cioè in maniera illegale, no? Non dovrebbe trattarci in questo modo e bisognerebbe lottare per i propri diritti all'interno del TLT, del territorio libero di Trieste, così dice Fulvio. Ma intanto lo ringrazio per aver tenuto memoria del nostro ultimo scambio. È vero. E dico questo, l'amministrazione a volte non ci tratterà benissimo da cittadini, ma non ci tratta in maniera illegale, perché contrariamente alla sua convinzione io sono perfettamente conscio e consapevole che grazie a Dio viviamo e siamo in Italia. Ripeto, non sempre lo Stato, non sempre l'amministrazione locale ci restituisce quanto dovuto,
ma questo non dipende dagli argomenti toccati, bensì da quello che caratterizza qualsiasi amministrazione del territorio, che è sicuramente migliorabile in tutti gli aspetti che ha toccato prima, la sicurezza, in primis il decoro urbano che spesso si diceva una volta c'è il salotto buono che viene lasciato, ci rendiamo conto che anche quello che una volta veniva considerato il salotto buono ormai viene maltrattato da una presenza turistica della quale ringraziamo perché è fonte di numerose opportunità, ma che chiaramente in questo momento non è gestita. C'è un problema di parcheggi notevole e anche la presenza turistica ce ne sta facendo rendere conto quotidianamente, e su questo vorrei dire che piuttosto che lanciare la palla in avanti e, come leggevo, annunciare la creazione di altri parchi sotterranei, no? Bisognerebbe pensare a quelli che abbiamo tolto e che non abbiamo recuperato, penso al Molo Quarto, dove c'è un cantiere tuttora aperto che ha sottratto uno sfogo notevolissimo senza pensare a quale dovesse essere l'alternativa. Penso all'area antistante al Silos, dove oggi si diceva c'è questa bellissima presenza del Cirque du Soleil, dove registro, dopo uno stato di abbandono atavico, nel giro di una settimana chiunque è passato ha visto una colata di asfalto che ha reso quell'area finalmente fruibile. Immaginare che lì si possa realizzare in forma temporanea o stabile anche lì un parcheggio, non credo che sarebbe così sbagliato, per cui i problemi sono numerosi, ma non dipendono certamente. Un aspetto su cui mi trovo d'accordo è certamente non valorizzato in questo momento, più volte promesso anche da chi in questo momento sta al governo, che addirittura un paio di anni fa l'aveva data per fatta, che è l'extra doganalità del punto franco. Quello è un provvedimento su cui le istituzioni non riescono a trovare una quadra, rimbalzandosi la palla di competenze tra Parlamento, Governo nazionale, istituzioni comunitarie, tutti la promettono, ma nessuno, nonostante il cosiddetto allineamento dei pianeti, riesce a farlo diventare a casa, qualcosa di concreto, e quello sì sarebbe un volano di sviluppo non indifferente. E su questo forse bisognerebbe insistere, no? Insistere, forse meno annunci, e lavorare faticosamente sotto traccia per arrivare a un risultato concreto. Allora, io non guardo, ci scrive Sonia, chi propone un referendum, se destra o sinistra, se lo trovo giusto vado a votare. È una semplice considerazione che insomma ci pare di poter condividere, infatti, no? Assolutamente. Infatti, guardi, quello che si può dire è che il referendum resta uno strumento più che utile e di partecipazione. Il tema è come viene utilizzato. Il tema, mi lasci dire, forse anche rivedere i numeri in un contesto che è totalmente cambiato. Oggi la partecipazione politica è quella che è. Immaginare di abbassare i quorum potrebbe essere una proposta, immaginare di alzare il numero delle firme necessarie per far passare i quesiti anche potrebbe essere una soluzione. Una soluzione per non svilire, no, proprio lo strumento, perché si ha l'impressione che magari i ripetuti flop, come si dice in gergo giornalistico, possono in qualche modo creare una situazione di poco appeal da parte dello strumento proprio del referendum. Sì, lo svuotano del suo significato più nobile, che è appunto quella di garantire la partecipazione dei cittadini, e ripeto, danno poi un segnale in un periodo in cui la democrazia non gode di ottima salute, di ulteriore distacco da parte delle persone, per cui bisognerebbe utilizzarlo con cautela e forse adeguarlo al contesto attuale che è mutato rispetto a quando questo strumento era stato immaginato. Allora, vedo pronto il nostro Gianluca Paladin da Piazza Unità con il sindaco Roberto Di Piazza. Allora, vediamo se riusciamo a dargli la linea. C'è stato qualche piccolo problema con il collegamento, ma adesso dovrebbe essere pronto. A te la linea, Gianluca. Piazza dell'Unità d'Italia, buongiorno sindaco. C'è scritto, vedi,
capo di piazza Gianni Bartoli, era scritto che diventavo sindaco, e dall'altra parte capo di piazza Monsignor Santin. Sindaco, tanta carne al fuoco. Intanto il referendum, non è passato il quorum sui quesiti su lavoro e cittadinanza. Consentimi, abbiamo 3.000 miliardi di debiti in questo paese, paghiamo 100 miliardi di interessi all'anno sul debito e andiamo a buttare via 400 milioni su una cazzata, perché datemi atto che i titoli era quello roba da non credere, guarda, da non credere. Difatti per la prima volta in vita mia non sono andato a votare. Lei era impegnato stamattina perché era successo qualcosa in piazza Sant'Antonio. Sono andato in cantiere in piazza Sant'Antonio ed era della gente che naturalmente si era accampata sotto il sagrato, insomma sono robe incredibili. Aspetto il nuovo prefetto, questa volta andiamo duri però. Tra l'altro una cosa simile anche in Piazza della Libertà. Anche in Piazza della Libertà, basta, questi non possono arrivare qua, mettiamoli in una, è 20 anni che dico mettiamoli in una caserma, diamoli da mangiare, diamoli l'assistenza sanitaria, insegniamoli l'italiano e mandiamoli a lavorare. Questo invece, questi sinistri che vogliono questa accoglienza diffusa, ecco i risultati, non solo naturalmente a Trieste, se vai a Firenze, a Torino non hai idea cosa c'è, a Milano, basta. E a proposito del prefetto che deve arrivare, insomma, parlavamo anche con lei della possibilità di o un ritorno alle zone rosse o quantomeno le ordinanze antivetro e anti-alcol per tutte queste risse in città che avvengono a causa dell'alcol proprio. A causa dell'alcol, questi bevono e dopo naturalmente perdono la testa, insomma questa è la realtà. Quindi potrebbe essere un'opzione quella di tornare a una stretta? No, adesso appena arriva il nuovo prefetto gli spiego la situazione della città e bisogna portarli via, noi dobbiamo smontare il Porto Vecchio. A proposito di, tra l'altro Sindaco, un'altra segnalazione, lo smottamento che c'era stato in Strada del Friuli, il restringimento della carreggiata, i cittadini chiedono qualche delucidazione. So che lei aveva già detto che è una zona un po' problematica. Allora, abbiamo speso, in quella volta che era presidente Illy, abbiamo fatto quelle 2 dighe, ti ricordi? Abbiamo speso miliardi per mettere a posto. Qual è il problema della Strada del Friuli? Che era una cara reccia per le mucche, i cavalli, e continuiamo a investire perché continua a crollare. Ripeto, abbiamo fatto quelle 2 dighe enormi che abbiamo tolto ai presenti e tutta quella cosa e bisogna continuare a fare, si chiama manutenzione ordinaria e straordinaria. Torno un attimo sulla sicurezza per finire, Sindaco, perché con l'estate, la movida triestina che aumenterà, c'è il pericolo forse che queste risse esplodano ancora di più. C'è da dire che nella maggior parte dei casi sono tra cittadini stranieri. Sono solo fra cittadini stranieri e ripeto, con l'arrivo del nuovo prefetto metterò in moto una serie di controlli molto importanti. Sindaco, gli impegni della giornata? Un pochino. Follia, guarda. 10 impegni che cominciamo e finiamo stasera con la visita della delegazione il Parlamento britannico. L'altro giorno che sono uscito dall'aula, che ho letto sul giornale, è uscito dall'aula, sì, avevo New York Times, il giornalista del New York Times che è venuto a intervistarmi, robe da pazzi. E poi giovedì si ritorna sulla cabinovia. Bene, giovedì cominciamo di nuovo a divertirci ad ascoltare questi. Ieri non le ha mandate dire all'opposizione per rispondere. No, ma non si può sempre essere contro. Collaborate un po', che vediamo di fare le cose, non solo sulla cabinovia, ma anche sul resto. Sono perennemente contro su tutto. Mi ricordo le rive, la grande viabilità e la piscina. Mamma mia, diamoci una mano per il bene della nostra meravigliosa Trieste. Sindaco, la ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi ragazzi, buona giornata. Grazie e vi restituisco la linea. Grazie Gianluca, grazie al Sindaco, un saluto anche a lui. Siamo quasi in chiusura, Arturo Governa un commento, insomma ci vorrebbe più tempo per commentare tutte le cose, no, che abbiamo sentito dalla voce del Sindaco. Mi limito a registrare che nonostante la realtà dimostri quotidianamente il fallimento su più fronti, a iniziare dalla sicurezza e dalla gestione dell'accoglienza, il Sindaco reiteri le stesse soluzioni e lo stesso approccio che fino ad ora non ha portato a nulla, e quindi da cittadino, prima ancora che da politico, resto assai preoccupato e poco fiducioso che
che da qui a breve avremo delle soluzioni rispetto a problematiche che i cittadini iniziano a percepire come qualcosa davvero di difficile da accettare. E da risolvere. Allora, grazie Arturo Governa di Azione, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie, buona giornata. Grazie. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi il consigliere comunale della Lega e capogruppo della Lega Stefano Bernobic. A fra poco. Tornati in diretta 9:08 del mattino, diamo subito il buongiorno al consigliere comunale Stefano Bernobic della Lega. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Laura. Buongiorno e ben arrivato nei nostri studi. Allora, so che c'è subito una telefonata, poi parliamo anche, torniamo all'attualità e alla lettura del giornale con una bella novità che riguarda Borgo San Sergio. No? Abbiamo parlato ieri con il nuovo autobus, insomma le nuove fermate, i nuovi collegamenti. Allora, pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Credo sia caduta la linea, spero che il telespettatore o telespettatrice possa richiamarci. Allora, dicevamo Bernobic, una novità che è stata sicuramente ben accolta da tutti i residenti di Borgo San Sergio, che era molto attesa anche, no? Da tanti residenti, ne abbiamo intervistato uno ieri in occasione proprio della partenza di questo servizio. Com'è andata? Ma diciamo che ci rende molto contenti proprio perché è stata lunga e un po' come dire, complicata e difficile da ottenere. Sono delle richieste che arrivano da veramente tanti anni fa. Assieme al collega Corrado Tremoli in circoscrizione avevamo portato avanti una mozione, l'aveva preparata il collega Tremoli, io da presidente avevo fatto degli incontri in regione con Trieste Trasporti per proposte, per cercare di trovare una soluzione, ma diciamo non avevamo avuto soddisfazione. Adesso, diciamo, da quando siamo arrivati in Consiglio Comunale, il collega Corrado ha presentato una mozione e con anche il supporto e l'aiuto del Presidente di Trieste Trasporto Marzi si è trovati questa soluzione. Comunque si parla dal 2022 ad oggi, quindi c'è un lavoro dietro importante, perché comunque bisogna mettere assieme il Comune, infatti ringrazio anche l'assessore Babuder che ha dato il supporto su questo, la Regione per i chilometraggi e i tecnici da Trieste Trasporti per individuare le fermate e i percorsi che possano andare bene per questa modifica di linea. Hanno individuato la linea 41 che riesce a raggiungere delle vie che finora non erano mai state toccate. Infatti ieri c'è stata questa presentazione con anche un giro in autobus e devo dire che chi era presente, la prima cosa che ha detto, ma finora queste vie con tutte queste case non vedevano un percorso bus. Mai un percorso bus. Tra l'altro dobbiamo avere anche le immagini del servizio che abbiamo realizzato ieri, non so se possiamo magari mandarle in onda mentre ne parliamo, no? Perché c'è stato anche proprio, eccole qui, la 41 che attraversa strade mai prima attraversate dagli autobus. Sì, che sono comunque strade mediamente anche larghe, cioè non è che fosse impossibile, quindi diciamo che sono dai 400-500 famiglie raggiunte comunque, con anche un passaggio magari orario, non è che la richiesta era che ci debba essere un passaggio frequentissimo, perché almeno non si organizza, però la possibilità di raggiungere il discorso dell'hub di Valmaura è anche importante, perché lì c'è l'interscambio con altri bus e comunque alcune corse vanno direttamente in stazione, quindi c'è anche la possibilità in certi orari di andare direttamente in città, mentre in altri orari, cioè il percorso normale, ferma a Valmaura, dove a Valmaura c'è la linea 10, c'è la linea 8, in via Flavia c'è la 20, la 19, insomma, quindi diciamo che è stato pensato in una maniera importante, interessante. Infatti l'ultima proposta nostra in circoscrizione era quella di una circolare nuova, e diciamo che questa un po' si abbina a quella che era la richiesta. Non è una circolare nuova dedicata, ma una modifica di una linea
che collega anche San Giuseppe, perché magari qualcuno deve andare anche verso la parte di Bagnoli e San Giuseppe, quindi tutta quella zona est della città. Benissimo, quindi un bel momento insomma, per tutti i residenti e per nuove opportunità di spostamenti. Insomma, una bella collaborazione tra tutti, tra varie persone e soprattutto chi ha trovato questa soluzione e sicuramente gli abitanti di Borgo San Sergio sono grati e molto contenti. Ho letto anche delle critiche, no, nei post. Non possono mai mancare. Non possono mancare, ma lo sappiamo che non tutti possono essere contenti, ma anche qualcuno speriamo che non abbia successo. Sa quelle cose che va bene, insomma. Vabbè, raccogliamo anche queste. Siamo abituati. No? Siamo abituati anche qui a Sveglia Trieste, insomma c'è un po' di tutto. No? Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Io volevo tornare brevemente sull'argomento Trieste, città a vocazione turistica. Sì. Turismo che spesso però si trasforma in lavoro per i nostri giovani, in lavoro stagionale e quindi precario e spesso anche sottopagato. Al di là di questo, per quanto riguarda il turismo, abbiamo la linea Trieste-Grado che, come ha giustamente sottolineato Englaro, è una linea fantasma. Chi ha qualche anno alle spalle come me si ricorderà forse con nostalgia le motonavi Ambriabella, Dionea e quant'altro che funzionavano benissimo. Sempre per il turismo, io vorrei sapere dall'ospite se c'è qualche novità sul ripristino degli ultimi 3 o 4 topolini danneggiati ancora l'anno scorso dalle mareggiata e ancora inutilizzabili. E come ultimo argomento, e poi mi taccio, il discorso della cabinovia molto contestata, sulla quale invece devo dare atto all'assessore Rossi di aver trovato forse una soluzione di equilibrio, cioè il prolungamento della linea da Opicina fino al santuario di Montegrisa, dove esiste già un grande parcheggio e dove magari con l'incremento della ristorazione si potrebbe anche aumentare quello che è una forma di pellegrinaggio religioso, tra l'altro che offre un panorama bellissimo su quello che è il nostro golfo e quindi anche dal punto di vista, ripeto, turistico molto appetibile. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, buona giornata a lei. Allora, buona tanti giornata, temi sul tappeto da parte di Diego, sempre riguardanti un po' la Trieste turistica, no? Il lavoro. Sì, Trieste turistica l'abbiamo, diciamo, forse scoperta in questi ultimi anni con questo incremento importante che chiaramente non è un incremento casuale, è un lavoro che viene fatto, anche il lavoro delle presenze delle navi da crociera che riporta le persone, questo è importante anche dirlo, no? Magari alcune persone vengono qui con la toccata della nave, vedono la città e molti di questi ritornano per visitarla in più giorni, quindi su questo lo abbiamo anche constatato. Il lavoro stagionale, ma io credo che il lavoro stagionale ci fosse sempre stato, insomma penso che forse tanti di noi andavano quella volta da ragazzi a distribuire i volantini, le pagine gialle per guadagnarsi qualcosa durante l'estate o a fare dei lavori. Quindi chiaramente se sono lavori stagionali che prettamente turistici, anche se il turismo, devo dire la verità, sta diventando continuativo durante tutto l'anno. Ci sono alcuni mesi chiaramente un po' più con un calo di presenze turistiche, però e su questo stiamo cercando di lavorarci, no? Per fare in modo che tutto l'anno Trieste possa vivere un turismo che può essere il turismo culturale, come i teatri, perché il Teatro Rossetti abbiamo visto insomma, che sta facendo degli spettacoli, anche il Teatro Verdi, insomma degli spettacoli incredibili e porta anche quello tanto turismo, poi la nostra città come turistica. E poi c'era Barcola, il discorso di Topolini, ma io so, il quinto, sesto e settimo sono chiusi, stanno lavorando, purtroppo
per quest'estate non saranno agibili, ma credo si veda i lavori che si stanno facendo anche la parte dei sottoservizi presso i Topolini, quindi bisogna un attimino ancora attendere il prossimo anno per il completamento. Montegrisa, lì c'è anche un altro tipo di turismo che esiste, il pensiero è quello l'assessore Rossi, ma l'abbiamo anche condiviso, la possibilità dopo di poter collegare, perché tutte queste strutture delle cabinovie possono essere dopo rimodulate con altre cabine che proseguono con un altro percorso, e l'arrivo a Montegrisa sicuramente può essere interessante. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia del consigliere Bernovic. Rieccoci in diretta, ancora Sveglia Trieste, 9:21 del mattino, siamo sempre in compagnia di Stefano Bernovic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Allora, ci sono alcune mail che voglio leggere, c'è Claudio Visintin che ci scrive: buona giornata. Dottoressa Laura, da Graziella e Claudio Visintin, oggetto una vittoria alla 41 anche dei telespettatori di Sveglia Trieste, perché dice onore al merito della buona politica che vince, grazie alla richiesta dei telespettatori di Sveglia Trieste della nuova 41, Borgo San Sergio, il consigliere Corrado Tremul che rompe al presidente di Trieste Trasporti, Maurizio Marzi, che è un'opera sociale attesa da 8 anni, a onor del vero già del 2006 anche Lorenzo Giorgi, ricordiamo, ha visto approvata una sua mozione accanto a Marzi. Ieri c'erano il consigliere regionale Giacomelli, i consiglieri comunali Bernovic e Canciani, servizio che è stato attivato anche grazie al lavoro dell'assessore comunale Michele Babbudere. La regione insomma dà merito a tutti gli attori che abbiamo già citato prima, no? Sulla vicenda. E poi dice: caro consigliere Bernovic, alle ore 12 ci sarà la premiazione del sindaco a mister Attilio Tesser, siete tutti invitati. Beh, naturalmente insomma Tele4 non può mancare, ci sarà anche forse il consigliere, ce la farà alle 12 per la premiazione ad Attilio Tesser. Allora, innanzitutto ringrazio, ci siamo incontrati ieri sì, con il signor Claudio, insomma, che sempre lo saluto con piacere, ma è vero che la vittoria è sempre dei cittadini, cioè non è la vittoria nostra. Noi portiamo avanti le proposte e le richieste, cioè io insomma, sull'area dei Borgo San Sergio sono stato spesso fermato, questa richiesta c'era e io come Corrado le portiamo avanti proprio per dare soddisfazione alle persone, quindi i complimenti va a chi chiede, a chi va avanti a sollecitare anche tramite Sveglia Trieste, quindi il risultato è di tutti noi insomma, ed è quello per la città. Tesser sì, una giusta premiazione, ha fatto diciamo, il miracolo l'anno scorso sul campo, quindi la Triestina sul campo si era salvata già con qualche partita di anticipo, secondo me è meritata questa cosa. Adesso vediamo un attimino come prosegue il percorso di quest'anno per la Triestina, di quest'anno calcistico. Che ci fa più pena. Auspicando sì che sia, diciamo, la documentazione presentata sia tutta corretta, che l'iscrizione ci sia e che almeno anche per quest'anno ci sia la possibilità di fare una squadra per fare un campionato dignitoso. Io spero almeno questo, senza far proclami, senza dover pensare a cose troppo importanti, trovare una squadra. Non so se anche mister Tesser, Delicarri rimarranno nella società, e queste due figure secondo me sarebbero veramente fondamentali per fare un campionato importante per la nostra città, che si merita almeno la Serie C. Almeno la Serie C, è vero. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Maurizio. Maurizio. Abito in via Udine 59. Le volevo chiedere informazioni per quanto riguarda il cantiere di quella casa che penso sia stato abbandonato tutto quanto,
è in stato di degrado e in strada, l'impalcatura è tutta quanta abbandonata. Io ho già parlato con la circoscrizione, dopo il mio interessamento l'impalcatura è stata smontata almeno in parte. Visto anche la carenza cronica dei parcheggi via Udine, sarebbe il caso di vedere di andare avanti a smobilitare il tutto, anche perché la situazione in strada è quanto brutta, perché è tutto sporco, è proprio brutto da vedere. Capito. Grazie dell'interessamento, buongiorno a lei, arrivederci. Grazie della segnalazione, è sempre importante insomma raccogliere questo tipo di segnalazioni. Sì, hanno fatto bene a, come prima, come dire a Chito, a parlare con la circoscrizione, che sono quelle, l'ente, come diciamo, più vicino, insomma io ci tengo molto alle circoscrizioni, quindi è l'ente più vicino al cittadino. Adesso magari parlerò con il presidente Parisi della terza circoscrizione via Udine, e quindi magari vedremo di capire com'è la situazione. Sicuramente nel periodo del 110 abbiamo un po' sofferto tutte queste impalcature per tutta la città, diciamo che ha portato un po' dei benefici ora, perché molte facciate, molte case sono molto belle, hanno riqualificato tantissimo il centro città. Io dico magari Piazza Ponte Rosso, secondo me è bellissima, anche via Carducci, ma anche la periferia. Però ci sono state delle situazioni, via della Guardia, via Udine, dove dei cantieri, o io penso via Bramante c'è un cantiere da non so quanti anni, un po' di tempo. E per vicissitudini, non so, fallimenti o quant'altro, delle impalcature sono rimaste tanto e tanto tempo, e soprattutto d'estate immagino quello che, insomma, il disagio che provocano, oltre il discorso della pulizia e dei parcheggi. Quindi vedrò un attimino di capire se il Presidente è riuscito ad avere qualche informazione, chiaramente dite private, quindi l'intervento magari potrebbe essere quello della Polizia Edilizia a capire se la situazione è corretta. Però insomma grazie della segnalazione, e quindi sempre le circoscrizioni comunque in prima linea. In prima linea. Allora, prima di passare alla prossima segnalazione via mail, volevo leggere una notizia di cronaca. I carabinieri del nucleo radiomobile di via Ermeta hanno arrestato per violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per porto d'armi e oggetti atti a offendere, un uomo di 45 anni di Trieste che, armato di coltello, stava minacciando il personale infermieristico del centro di igiene mentale di Domio. L'intervento è scattato a seguito di segnalazione urgente giunta alla centrale operativa, che ha inviato sul posto a sirene spiegate la gazzella di turno. Dalle testimonianze raccolte i carabinieri hanno accertato che l'individuo, conosciuto perché in cura proprio al centro, era giunto nella struttura poche ore prima per la consegna dei medicinali. Dopo aver chiesto e ottenuto un pasto, è salito al primo piano del centro, dove è stato notato dal personale infermieristico. A quel punto, senza apparente motivo, ha aggredito verbalmente gli infermieri, poi ha estratto un coltello dalla tasca del giubbotto. All'arrivo dei carabinieri era seduto a un tavolo intento a consumare il pasto con l'arma in mano. I militari gli hanno intimato più volte di appoggiare il coltello sul tavolo, ma l'aggressore ha cominciato a ingiuriarli, minacciarli, portando poi l'arma contro uno dei due. A quel punto i carabinieri, approfittando di un momento di distrazione, sono riusciti a disarmarlo e a metterlo in sicurezza. Insomma, l'ennesimo episodio, no? Ce ne sono stati tanti anche nel recente passato di aggressioni proprio al personale sanitario. No? Sì, intanto solidarietà al personale sanitario che è vittima spesso di queste situazioni. Questa specifica, io credo, insomma, è una persona conosciuta, quindi c'era anche questo rapporto di conoscenza con questa persona, che i motivi non lo sappiamo, cosa possa aver scaturito questa rabbia verso persone che conosceva. Il problema principale io lo vedo nell'uso del coltello ormai nella nostra città, dove veramente sembra che quasi tutti girino con un coltello, perché veramente io a me non mi è mai venuto in mente una cosa del genere. Penso forse quelli della nostra età, anche questa persona ha 45 anni, però magari è fragile, ha delle problematiche psichiche, quindi su questo magari non lo paragonerei ad altre situazioni. Però ecco, io vedo che questa problematica del coltello con i giovani soprattutto
che non sanno usare magari quest'arma, questo è un po' il problema, no? Certo. Perché uno ha il coltello e pensa magari di far magari qualche mossa così, però con un coltello puoi anche uccidere qualcuno, quindi questa può anche farti male. Sì, farsi male, però basta un qualcosa di sbagliato, un punto, non... Ecco, quindi su questo sono parecchio preoccupato, anche nelle scuole so che magari qualcuno ha queste armi, perché sono delle armi, anche se sono dei coltelli piccoli, non va bene, quindi è una problematica che si parlava anche con il collega Medao, sai, metal detector, capire cosa si può fare per anche individuare queste persone, anche per poter prevenire. Io penso appunto nelle scuole capire se qualcuno accede con questi coltelli, con queste armi, che non so, mi dà veramente tanta preoccupazione questa pensare, situazione. Sicuramente, sì. Assolutamente. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Gabriela della Guardiera. Buongiorno Gabriela. Buongiorno Laura, buongiorno consigliere. Buongiorno. Bene, io voglio dire una cosa personale, no? Mio figlio è arrivato dall'estero, è arrivato all'aeroporto di Trieste, ha preso il treno, ha detto che meraviglia questo di scendere e poter prendere il treno e essere in città in 2 minuti, no? Quello per i turisti è fantastico. Una cosa che ha fatto le Serracchiani, questo progetto collegare il treno con l'aeroporto, che adesso dà sui frutti, no? Adesso per esempio con questo del circo ci sarà tanta gente che viene, prende l'aereo, vede lo spettacolo e torna, no? O anche i croceristi prendono l'aereo, arrivano a Trieste, dopo fanno i suoi giretti. Quello che non sono d'accordo, e non lo sarò mai, perché ho anche una figlia che è a Barcellona. Barcellona ha 26 milioni di turisti, con 3 milioni, quasi 4 milioni di turisti di crociere, 4 milioni, che non sono contenti neanche quelli di Barcellona con questi turisti morrefugi, ma ne fa pochissimi passaggi all'anno, non ne fa mai 12.000 persone al giorno Barcellona dei turisti che prendono la cabinovia. Quindi con 26 milioni di turisti Barcellona non ne fa 12.000, come le faremo noi? Come le faremo noi? È quello che voglio che si metta la mano alla coscienza il consigliere quando vota, che sarà responsabile di un fallimento economico di Trieste, perché quello ci farà fallire. Abbiamo tutte le strade rotte, abbiamo i marciapiedi rotti, non possiamo aprire gli asili e quindi è un fallimento per Trieste l'economia. E se volete mettere una cabinovia, che la paghi la Leitner, non la vogliamo pagare noi questa cabinovia, Gabriela, grazie. Allora, le risponderà sicuramente il consigliere, insomma, sul tema della cabinovia che fa parte del dibattito di questo periodo in particolare, no? Abbiamo visto la 3 giorni prima, poi ricomincerà il dibattito in Consiglio Comunale proprio da giovedì, ma prima dobbiamo collegarci, vedo pronto il nostro Gianluca Paladin da Strada del Friuli, se non mi sbaglio. Allora, nuovamente buongiorno a te Gianluca, che cosa ci racconti da questa postazione? Grazie Laura, buongiorno a tutti. Per rispondere alle segnalazioni dei cittadini già partite per Strada del Friuli mesi fa e poi segnalazioni fatte a noi anche nelle scorse settimane per la situazione, il restringimento di carreggiata in Strada del Friuli venendo da Trieste, per intenderci, siamo poco dopo il Faro, dove i cartelli segnalano anche appunto la presenza di questo piccolo cantiere. Perché? Perché va riparato il muretto, sostanzialmente soldi che sono già stati stanziati dall'amministrazione comunale per rifare questa parte di muro che ha ceduto, insomma, lo vedete che è danneggiato, quindi chiaramente non si può entrare all'interno di quest'area per motivi di sicurezza, però la notizia che abbiamo appreso, come detto poc'anzi, è che appunto i soldi sono già stati stanziati, si sta appunto valutando il progetto per poi prossimamente intervenire per questi lavori. E certo i residenti avevano segnalato la situazione, perché chiaramente parliamo di una strada
strada di fatto stretta. Prima tra l'altro ha risposto anche il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza a questa segnalazione, una strada stretta che di fatto ancor più ristretta è chiaro che va segnalata bene perché insomma, per scongiurare qualsiasi tipo di incidente da un lato e dall'altro. Ci sono i semafori ovviamente per favorire questo senso unico alternato in modo tale da escludere possibilità di incidenti. I residenti della zona preoccupati proprio perché appunto si temeva una questione di scarsa sicurezza. In realtà adesso abbiamo appreso che comunque la zona è transennata, poi ci sono i semafori, i soldi sono stati stanziati, quindi il lavoro verrà fatto. Ma era doveroso sicuramente da parte nostra, siccome spesso raccogliamo le segnalazioni dei cittadini, riportarle alla politica e poi ovviamente renderne conto anche nelle nostre trasmissioni. Quindi bene chi ci ha segnalato, bene chi dell'amministrazione ci risponde, anche perché così possiamo far vedere che effettivamente insomma il cantiere c'è, quindi il lavoro verrà fatto. Naturalmente potremo dare conto sulle tempistiche più avanti, comunque insomma il progetto secondo quanto appreso c'è. Siamo in strada del Friuli, come dicevo poco fa, senso unico alternato in questa zona, poco dopo il Faro venendo da Trieste, il restringimento di carreggiata segnalato tempo fa dai cittadini e adesso noi siamo qui proprio per rispondere come abbiamo appena fatto. Vi restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin, subito sul pezzo, insomma ne parlava prima con il sindaco di Piazza, una zona fuori dalla tradizionale circoscrizione, no? Che insomma, è però giusto, comunque cioè, anche Strada del Friuli fa parte del comune di Trieste, anzi ha avuto diversi interventi in questi anni, insomma anche questi muretti chiaramente hanno delle problematiche negli anni, ma l'importante è questo, ricordare, no, che i fondi, perché si parla sempre che il comune ha un bilancio sano, buono, infatti i fondi ci sono, poi c'è il progetto, trovare la ditta, l'affidamento alla ditta, l'inizio dei lavori, che queste sono cose che chiaramente esulano dalla parte politica e rientrano nella parte, come dire, degli uffici del comune di Trieste che operano, lavorano egregiamente, però ecco, sono situazioni che vediamo come adesso stanno partendo una serie di asfaltature, perché noi abbiamo stanziato 5 milioni di euro con il bilancio, quello di fine anno, per le asfaltature, marciapiedi e strade. Adesso sto vedendo che sono partiti dei lavori, dei marciapiedi, adesso partiranno le strade, mi sembra via del Bosco, insomma varie vie, ma le tempistiche dopo sono dettate dalle procedure di gare, aggiudicazioni, le ditte, il periodo giusto per fare i lavori, quindi dopo la politica, diciamo, un po' rimane fuori dall'attività, perché con le gare d'appalto giustamente la politica non deve avere nulla a che fare, la politica deve decidere e trovare i finanziamenti, e anche in questo caso insomma i soldi ci sono e spero che i lavori vengano fatti al più presto. C'è l'ingegner Zandanel delle strade, che è il direttore, è sempre molto attento e quindi so che sta seguendo anche questa attività. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia del consigliere comunale Stefano Bernobic della Lega. Allora c'è subito una telefonata in arrivo, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno loro signori, ai triestini e ai friulani. Buongiorno. Come diceva bene la signora un momento fa, basta con questa cabinovia, si spande e quindi dopo tra le revisioni. Non arriva fino a Udine. Come? Non arriva fino a Udine. La cabinovia? Sì, magari che arrivasse qui. Ecco, ma mettete 4 autobus e risparmiate tutti questi soldi, no? E gli alberi da tagliare, eccetera. Diceva bene, allora basta con questa, avete rotto, neanche il 50% dei cittadini non la vogliono, e quindi
Dopo volevo dire una cosa, Federica e anche il sindaco devono andare in prefettura, devono dire, ma è 120 giorni che io mi batto per il metal detector, neanche quello non si può mettere. E allora siete complici di questi accoltellamenti, teneteveli pure, almeno aumentassero, così almeno avreste qualcosa da dire di più, aumentassero gli accoltellamenti. Speriamo di no, dai. Io sono contento, Franco. Contentissimo. Grazie Mandi. Grazie Mandi, buona giornata. Vabbè, insomma, speriamo che non si verifichi. Speriamo di no, bisogna fare fare qualcosa, adesso il nuovo prefetto, come ha detto il sindaco, deve insediarsi, chiaramente gli verrà spiegata la situazione della nostra città che, ripeto, non è una cosa eclatante rispetto ad altre città. Per noi è una situazione grave perché eravamo abituati a una città diversa, questo sì assolutamente, ma un prefetto io spero che arrivi preparato con una capacità appunto di affrontare assieme al nuovo questore e al sindaco le richieste, perché noi sollecitiamo il sindaco per attenzionare queste situazioni, per farsi portavoce nostro nei tavoli della sicurezza che vengono fatti, perché c'è la preoccupazione e la portiamo avanti, questa sì, la viviamo noi stessi, ma chiaramente riceviamo le richieste e le preoccupazioni di tutti i concittadini nelle varie zone della città, quindi sicuramente staremo attenti e vedremo di cercare di limitare queste situazioni, perché non possiamo lasciar fare come se nulla fosse, questo assolutamente no. Allora, andiamo avanti a leggere le mail. Dunque, Patrizia ci scrive: buongiorno Patrizia, ma com'è che in Slovenia fanno i lavori ben fatti e noi per fare un marciapiede dobbiamo aspettare bolli e firme? Quanto ci mangiano sopra in Italia? Abbiamo troppi enti e troppi politici. Insomma, se la prende genericamente con gli enti e con i politici, la signora Patrizia. Adesso non so se tutti i lavori che vengono fatti, non so, in Slovenia sono perfetti, perché magari penso che anche loro avranno qualche problema, spero, perché non spero che non solo noi abbiamo, no, le ditte che non è che fanno i lavori sempre male, o ci possono essere delle complicazioni, abbiamo una procedura sicuramente che è un po' più farraginosa, può essere, perché come abbiamo ricordato c'è il progetto, deve essere finanziato, c'è un'approvazione del progetto, c'è un bando di gara, c'è la partecipazione alla gara, poi bisogna aspettare che non ci siano i ricorsi da parte del secondo, del terzo arrivato, poi si può aggiudicare alla ditta e poi la ditta ha un tempo che viene concordato per fare i lavori. Quindi sì, è vero, tutte queste fasi sono un mese, 2 mesi, un mese, effettivamente sì, non lo so adesso il codice degli appalti sloveno sinceramente, dopo quindi la tempistica posso dire che non è come fare i lavori a casa propria, anche se, e questo penso che condividiate con me, anche chi fa i lavori a casa propria molto spesso ha dei problemi con le ditte, vero, che le dico arrivo lunedì e lunedì non arriva, quindi come succede anche in casa propria, anche l'ente pubblico molto spesso ha queste problematiche magari ingigantite all'ennesima potenza. Allora, un'altra mail, autobus, buongiorno, chi non ha autobus e chi ne ha troppi, quando togliamo le 2 sostitutive del tram da via Commerciale? Ci chiede una telespettatrice che si chiama Roberta. C'è la domanda se verranno. Vorrebbe che venissero tolte, sono troppe, 2 linee. Questo non so se via Commerciale forse ha un passaggio, ma infatti questo dell'accesso nord condivido che chiaramente è difficoltoso. Cosa ne pensa il vostro ospite di quei consiglieri comunali che hanno l'unico momento di gloria, il momento dell'appello nel consiglio comunale? Molto duro il signor Alessandro, ci sono numerosi esponenti che non dicono mai nulla, non possono, non sanno, non sono capaci, cioè queste domande, signor Alessandro. Questo non lo so, io quando c'è il momento in cui bisogna intervenire lo faccio da capogruppo, lo faccio, dopo solitamente dei consiglieri che seguono
durante i mesi le varie commissioni, perché io ad esempio ho alcune commissioni, non le ho tutte, quindi chi partecipa alle commissioni dove vengono spiegate le delibere magari hanno più facilità di intervento e intervengono quelli che hanno seguito la commissione. Dopo, se qualcuno interviene meno, qualcuno interviene di più, sarà anche carattere. Sarà il carattere, sicuramente da capogruppo lei interviene spesso, no? Ma quando dobbiamo, cerchiamo anche di andare d'accordo noi di maggioranza, ci accordiamo un po' anche sugli interventi, quando farli, come farli, perché molto spesso insomma non ha senso intervenire su una cosa già detta e ridetta e quindi ci accordiamo molto noi della maggioranza. Insomma. È anche un modo di lavorare proprio. Allora, buongiorno, approfitto della presenza dell'ospite come preposto alla circoscrizione Valmaura-Giarizzole, adesso in Consiglio Comunale, però insomma il cuore sembra di capire sia rimasto anche un po' là. L'intersezione via Miani, via Puschi, da quando via Miani è diventata doppio senso di circolazione, i veicoli sfrecciano per i pedoni e un terno all'otto a attraversare, poi dove si potrebbe fare un minuscolo marciapiede proprietà delle FS. Abbiamo fatto una raccolta firme che non ha portato a niente, solo una pitturazione sull'asfalto, altro che sicurezza stradale, scrive Claudio. È tutto vero quello che ha detto, nel senso che lì veniva richiesto un attraversamento pedonale, però l'attraversamento pedonale, adesso non vorrei sbagliare, da codice della strada deve collegare due marciapiedi. Uno c'è, l'altro bisognerebbe proprio realizzarlo come è stato detto e c'è questa difficoltà. Lì purtroppo c'è un'intersezione che arriva in salita da una mezza curva, è stata realizzata i segnali a terra orizzontali per cercare di segnalare questo pericolo per un rallentamento, ma purtroppo secondo me la velocità è una delle difficoltà maggiori che ho nel poter dare risposta. Allora, c'è un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a voi, sono Doro da Trieste. Doro, buongiorno. Buongiorno Doro. Volevo un saluto a lei e al suo ospite che probabilmente anche mi conosce da lungo tempo. Vorrei chiedere una cosa sulle ciclabili Cottur. È stato già, sono stati messi dei cartelli con le distanze chilometriche, è stato un bellissimo lavoro anche se purtroppo dei vandali come dappertutto, no? Poi vorrei chiedere se è possibile installare sempre sulla Cottur e dall'inizio per quelli che hanno già dato come sottoscritto un percorso vita. Se possibile, perché così ogni tanto uno, sempre ripeto come me, quando va a correre trova qualcosa per fermarsi, qualche motivo per fermarsi. Capito. Una sorta di luogo di pausa, di degli ristoro, attrezzi lungo attrezzi. la ciclabile, diciamo. Sì, un percorso vita, io dico un percorso vita, non so... Sì, la spalliera. Ci sono ogni 200-300 metri delle piccole zone con le panchine dove si può fare della ginnastica, diciamo, no? Sì, capito, perfetto Doro. È una bella richiesta questa. Io non ce ne so, sono... ho frequentato campeggi e su 500-600 metri c'erano 10-15 stazioni dove ci si poteva fermare e fare della ginnastica. Capito. Perché forse il signor Stefano, conoscendomi, sa che ormai abbiamo già dato la corsa. Grazie Doro, buona giornata, grazie della segnalazione. Tanto. Pensa che sia possibile. Un saluto intanto a Doro, abbiamo organizzato assieme tante gare podistiche, per cui sì, mi fa piacere sentirlo. E allora, la ciclabile come la proprietà e la gestione è regionale e quindi non per questo non possiamo magari intervenire e collaborare. Una cosa importante che vorrei dire adesso, la base, quella di partenza a San Giacomo,
Io credo che dovrebbe esserci un'aggiudicazione di quella struttura a breve, quindi anche lì dovrebbe tornare un po' di vita in quell'area di base, proprio per darle anche lì un'area che è un po' nascosta, dove abbiamo delle segnalazioni un po' di movimenti non regolari, chiamiamoli così, quindi anche lì spero che prenda di nuovo vita quell'area di partenza della ciclabile. Quindi tutta la ciclabile è di competenza della Regione, però questo pensiero magari potremmo farlo assieme a loro, al NUMOC, che è il nucleo per le piste ciclabili, capire se ci sono dei luoghi, magari anche trovare un finanziamento, no, per realizzare queste strutture, magari appunto una spalliera, e durante il percorso poterne posizionare. Sui vandali purtroppo questa è una situazione veramente triste, perché come metti un cestino lo trovi a terra, metti questi cartelli, lo rovinano o lo portano via, veramente è triste, perché effettivamente cerchi di fare qualcosa, cerchi di migliorare, ma io vedo anche nelle aree gioco, se va bene vengono fatti dei disegnetti, se va bene, se va male appunto ci sono dei danneggiamenti che purtroppo comportano una spesa per noi, quindi invece di investire magari in un nuovo gioco bisogna andare a riparare tanto i giochi già esistenti, quindi questo purtroppo ci ritroviamo purtroppo in questa situazione in varie parti, quindi un saluto ad Oro e vediamo un attimino cosa si può fare. Allora, situazione dell'ex fiera, buongiorno, ieri ci sono state delle cadute di alberi dal comprensorio abbandonato dell'ex fiera di via Sette Fontane, con danni alle autovetture, per fortuna non alle persone. Al di là di progetti futuri, ci scrive Miriam, è possibile lasciare nel degrado assoluto il comprensorio, che potrebbe essere interessato anche dalla presenza d'amianto. È indispensabile intervenire almeno per mantenere un minimo di sicurezza dell'area, dice Miriam. Ma assolutamente sì, cioè esiste un proprietario di quell'area, non è che quell'area è abbandonata ma non è di nessuno, c'è un proprietario e io immagino, come sempre fa la polizia locale, se sarà intervenuta, immagino anche in questo caso di sì, contatterà la proprietà affinché metta in sicurezza assolutamente quest'area. Dopo i progetti so che stanno andando avanti, sarà anche una bella riqualificazione anche del giardino prospiciente, la viabilità, ho avuto modo insomma di vedere questo PAC che è il progetto di tutta l'area, però quell'area attualmente ha una proprietà e questa proprietà deve prendersi cura almeno della manutenzione ordinaria, che è quella di messa in sicurezza degli alberi e di quant'altro può recare danno ad altri. Se cadono all'interno, vabbè, penso che non darà particolare dispiacere a nessuno, ma se recano danni ai vicini assolutamente no, quindi io immagino, ma proverò comunque a sentire la polizia locale se sono intervenuti presso i nuovi proprietari. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno, sentiamo il ritorno delle nostre voci, ma non sentiamo il telespettatore o telespettatrice. Buongiorno. Può abbassare per cortesia il volume della sua televisione, altrimenti non riusciamo a parlare. Pronto? Sì. Eccoci, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Gigi Predontani. Buongiorno. L'altro giorno ho sentito veramente con molta tristezza e sorpresa che il tram di Opicina alla fine di quest'anno verrà fermato per altri 2 anni, perché i lavori precedenti sono stati fatti male. In questi 8 anni precedenti non c'è fatto niente, o male, cavoli, non lo so, non riesco a capire queste cose qua. Per 2 anni non avremo il tram di Opicina 2026-2027. Va bene, grazie e buon lavoro. Ma dove ha letto questa notizia, Luigi? Dall'amico che è molto interessato per il tram di Opicina. Lui si è interessato da tanti anni
che farà anche una mostra e anche ha fatto un libro sul tram di Officina. Ecco, questo l'ho sentito e questo mi è dispiaciuto, ma non tanto, tantissimo. Ma lo credo, ma le risulta... Allora, so che ci deve essere una manutenzione che è quella decennale o ventennale, sì, che deve essere fatta il prossimo anno, per il fatto che sia di 2 anni il fermo mi sembrerebbe eccessivo, ma ripeto, non ho notizie in merito su questo, perché, ma insomma, sarebbe... lo capiremo sicuramente e vedrò di informarmi, di capire. Allora, ci sono altre segnalazioni, magari le girerò. C'è del verde selvaggio a Borgo San Sergio che ci segnala la signora Cinzia. In via Fratelli Fonda Savio, dopo il numero 20, c'è una lunga fascia di erbacce che nessuno cura e taglia. Tale fascia rende l'ambiente circostante molto sporco. Insomma, è un'altra segnalazione su cui intervenire eventualmente, sempre tramite magari la circoscrizione. No? Sì, diciamo, su queste cose la circoscrizione è il primo... come eravamo noi, io ripeto sempre il collega Corrado Tremui, eravamo molto presenti in quell'area, quindi ricevevamo le segnalazioni, la circoscrizione può essere il primo, però anche in questo caso magari mi prendo nota, adesso non è che i consiglieri comunali non sono presenti, anzi siamo sempre comunque attivi sul territorio. Il verde sì, anche questa è una situazione che dà magari del disagio, ma ci sono delle programmazioni che intervengono. Poi abbiamo visto un maggio particolarmente piovoso, sole, pioggia e sole, e l'erba è cresciuta effettivamente un po' ovunque, e man mano adesso questo programma di manutenzione viene sempre eseguito, chiaramente ha il suo percorso. Grazie al consigliere Stefano Bernobic, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie, sicuramente, buona giornata a tutti. Grazie e buona giornata a tutti voi.